Buongiorno, ben ritrovati, siamo ancora in diretta insieme fino alle 14:30, sono le 11:59 e 19 secondi. Dunque fra qualche minuto ci collegheremo con il ministro Federico D'Incà per parlare non solo della situazione di questa emergenza Covid, ma per parlare anche degli stati generali del Movimento 5 Stelle ed ancora per parlare dei Recovery Fund. Questa è una settimana sicuramente cruciale sul fronte dei contagi perché dovremo raggiungere, se non l'abbiamo ancora raggiunto, il picco dei contagi, quindi una situazione che viene monitorata giorno dopo giorno, anzi minuto dopo minuto. Gli ospedali, insomma, lo sapete, sono sotto pressione, pur ancora sotto controllo, ma sono sotto pressione per l'aumento dei ricoveri. La notizia positiva è che l'R con T sta scendendo e la sequenza è che prima si riduce l'indice di contagiosità, poi quella dei ricoveri e per ultimo purtroppo quello dei morti. A dirlo è il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro. L'obiettivo resta quello di portare l'R con T sotto il livello di 1 perché così si diminuisce, dice, in modo significativo il numero dei casi e questo a sua volta consente di tornare ad avere un tracciamento sistematico dei contatti stretti e di allentare soprattutto la pressione sugli ospedali. Ricordiamo che venerdì ci sarà anche la riunione del Comitato Tecnico Scientifico per fare il punto della situazione, per valutare eventualmente il passaggio delle regioni da una fascia ad un'altra, quindi vedremo poi se la regione Veneto continuerà a rimanere nella fascia gialla oppure no e passerà in quella arancione. 12:30 invece vi ricordo la conferenza stampa consueta all'unità di crisi di Marghera con il governatore Luca Zaia che darà lettura del consueto bollettino regionale con il numero dei contagi, il numero dei ricoveri e il numero anche dei morti. Ricordiamo che ieri purtroppo c'è stato un record di morti nelle 24 ore, notizia che mai avremmo voluto dare. Come vi ho detto, situazione difficile negli ospedali, noi siamo entrati in esclusiva nel reparto di anestesia e rianimazione del Cafoncello di Treviso dove sono circa una ventina i pazienti che stanno lottando contro il Covid. Ad accompagnarci in questo viaggio il primario Antonio Farnia e lui e i suoi collaboratori sono, come detto, in prima linea contro il virus. È faticoso ma non molliamo, hanno detto ai nostri microfoni il servizio di Christian Arboit. Sembra un rito quello della vestizione, ma è la prima arma per non infettare e non infettarsi. Per questo il primario di anestesia del Cafoncello, Antonio Farnia, chiede e usa la massima cautela. È lui a tenere le redini di un reparto sempre citato nella cronaca, cartina di tornasole dell'emergenza da Covid, eppure spesso inaccessibile. Bene, entriamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questo è un salone che contiene 7 pazienti. Buongiorno, salve. E basta entrare da questa porta per capire che dietro ogni numero dei bollettini quotidiani ci sono un volto e una storia. È qui che la statistica diventa vita, tante vite quasi sempre in bilico. Solo in questo reparto ci sono una ventina di pazienti. La fatica del respiro, ma soprattutto la posizione prona dei corpi inermi raccontano più di ogni dibattito il virus e i suoi effetti. A volte stanno in questa posizione anche per più di 24 ore se le condizioni di ossigenazione lo richiedono. 61 anni questo signore. Sì, stesse condizioni, anche lei. No, lei va meglio, 50% di ossigeno per avere 97 di saturazione, quindi qua siamo molto soddisfatti e speranzosi. Più difficile la situazione di questo 60enne di Montebelluna. È un paziente in difficoltà, però paziente grande, robusto, sovrappeso, come spesso sono i nostri pazienti.
Giovanni è uno dei pochi pazienti coscienti. L'infermiera lo aiuta a sgranchirsi le gambe, ogni piccolo movimento è un grande miracolo di cura. Sta un po' meglio, è un paziente splendido, una bella persona, stavamo parlando della sua famiglia. È una bella persona, è un onore riabilitare Giovanni. Quest'uomo invece ha soli 56 anni e le sue speranze di vita sono flebili. 84 di saturazione, che è quasi incompatibile con la vita, però lui entrava con una grave patologia precedente che comunque non gli avrebbe permesso una lunga sopravvivenza. Tutti combattono lontano dalle famiglie e dai loro cari, una responsabilità infinita per gli operatori sanitari chiamati a una supplenza che lascia segni sull'anima. Dura emotivamente. Fisicamente uno anche ce la fa, ma emotivamente è molto dura. Ci si sente a volte al posto sbagliato e si portano via dei momenti importanti, intimi alla famiglia. Negare questi numeri significa escludere l'esistenza di tante vite che lottano. Il messaggio ai negazionisti è una lama. Che è tutto vero e che auguro a tutti quanti di non vivere quello che stiamo vivendo noi in questo momento. Perché sono cose che non si dimenticano e che non si vorrebbero mai vedere. Ed ora una notizia positiva per gli studenti ma anche per le famiglie, perché arriva da Roma, dice: sono felice di informarvi che da oggi si può fare didattica a distanza senza consumare il traffico dati dei propri abbonamenti telefonici personali o familiari, insieme ai ministri dello sviluppo economico Stefano Patuanelli per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, e per le pari opportunità e famiglia Elena Bonetti. Abbiamo infatti invitato i principali operatori di telefonia mobile a trovare soluzioni che agevolino le studentesse e gli studenti, le loro famiglie, i docenti e chiunque si colleghi alle piattaforme per le lezioni da remoto. Dunque sia Team Vodafone che Wind Tre hanno accolto l'invito del governo ed escluderanno le piattaforme di didattica a distanza indicate dal Ministero dell'istruzione dal consumo di gigabyte previsto negli abbonamenti. Dunque una notizia importante per le famiglie ma anche per i docenti e tutte le persone che si stanno collegando a distanza per continuare la didattica. E arriva sempre dalla ministra invece Azzolina, che dice: sarò veramente soddisfatta quando tutti i ragazzi, soprattutto quelli delle superiori, potranno tornare in classe, ma dobbiamo osservare la curva dei contagi e attendere che questa si stabilizzi. Credo ci sarà un ritorno graduale, bisogna essere prudenti, fondamentale che le limitazioni attuali siano temporanee. E questa è dunque la notizia della ministra, che spera in tempi, si spera brevi, possano tornare in classe gli studenti delle superiori che da ormai alcune settimane stanno continuando la didattica a distanza. Io vedo sullo schermo il sindaco Marianna Offer di Valle di Cadore. Buongiorno sindaco. Salve, buongiorno. Dunque sindaco, intanto la prima domanda è: come sta? Va bene, a parte ancora un po' di stanchezza, bene. La sua storia, la storia purtroppo che la unisce anche ad altri sindaci, positiva al Covid, com'è stata? Come sono stati questi giorni per lei? Ma io mi ritengo molto fortunata, perché i sintomi che ho avuto sono stati molto lievi e molto contingentati nel tempo, nel senso che sono stata male 2 giorni, soprattutto con dolori alle ossa, molto più forti però di un'influenza, e una stanchezza anomala. Per me, che poi sono una sportiva, era proprio una stanchezza anomala. E non ho avuto febbre, ma dopo sono andati via in poco tempo. Adesso è rimasta un po' di stanchezza, uno strano eruzione cutanea piena come se avessi la varicella, ma nient'altro, insomma, ecco. La situazione lì nella vostra zona, sindaco? Ma noi siamo abbastanza stabili col trend, nel senso che abbiamo poco più di 30 persone positive e poco più di una decina di persone in isolamento. Credo che la differenza però la facciano i comportamenti della persona.
anche perché relativamente alla mia positività io ho sempre utilizzato la mascherina. Ritengo di aver contratto il virus attraverso i documenti, nel senso aver toccato dei documenti che aveva toccato anche il dipendente che era rimasto positivo, quindi terrei l'attenzione molto alta sui comportamenti delle persone, ecco, ed è questo che invito sempre i miei cittadini a fare. Ecco, bisogna sempre ricordare che va tenuta insomma la mascherina, la distanza, però purtroppo non è il primo caso il suo di persone che sono state contagiate, sembra appunto dai fogli toccati da una persona che era positiva, quindi una carica del virus che è davvero alta in questo momento. Sì, guardi, io mi confronto in modo pressoché giornaliero con un consigliere che ho, che è il dottor Angelolino Del Favero, che è stato anche direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Ed è una cosa che mi conferma anche lui, la capacità di contagio di questo virus è veramente pazzesca. Fortunatamente adesso siamo più preparati con gli ospedali, però quando questo virus colpisce persone deboli preoccupa ancora parecchio, quindi muoversi veramente lo stretto necessario, utilizzare il distanziamento sociale, il lavaggio delle mani e la mascherina, credo sia veramente il modo migliore per combattere questo virus. Ecco, abbiamo parlato insomma degli ospedali che sono purtroppo sotto pressione, il continuo insomma, numero che continua ad aumentare dei ricoveri è preoccupante. Sì, è la cosa che mi preoccupa di più. Ad esempio io ho mia mamma che sta facendo delle cure e la mia paura principale era quella appunto di poter contagiare una persona adesso debole. E quindi la cosa che mi preoccupa è che le persone che si rivolgono all'ospedale sono persone che hanno e necessitano di cure particolari, quali ad esempio la rianimazione. È vero che siamo preparati ed è vero che fortunatamente non si ammalano più tante persone tutte insieme, però vedo ancora alcune persone che sottovalutano questa cosa, quindi magari trovi delle persone fuori dal bar che stanno parlando fra di loro e solo perché sono all'esterno non utilizzano la mascherina. Questo secondo me è una grande mancanza di rispetto, soprattutto nei confronti di chi ci sta mettendo tutte le forze per portarci fuori da questa brutta situazione, ma soprattutto nei confronti di medici ed infermieri che insomma credo stiano facendo oltre quello che è illecito e quello che ci si può attendere. Sindaco, lei è riuscito a seguire comunque l'attività amministrativa nonostante insomma la positività? Sì, in modo un po' difficoltoso perché in realtà sono dell'idea che chi è operativo in azienda a casa lo è ancora di più, no? Perché magari poi quando uno lavora in ufficio, quando è a casa cerca di staccare, però sì, assolutamente sì. Ho anche attivato un ufficio virtuale dove ricevo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12 e quindi le persone attraverso un semplice click senza scaricare piattaforme o quant'altro si collegano e io da casa cerco di risolvere quelle che sono le problematiche, anche perché in comune operativi sono rimasti solo 3 dipendenti, quindi anche lo sforzo che stiamo richiedendo a loro è particolarmente intenso. Ci sono stati parecchi casi di positività anche fra i dipendenti? È partito tutto da lì, da un dipendente, poi ripeto, abbiamo sempre utilizzato la mascherina, forse Galeotto è stata la macchina del caffè, dove ahimè il caffè si prende senza la mascherina e poi magari in un attimo di tranquillità si fanno anche quelle 2 chiacchiere, non credo ci sia niente di male a dirlo. Certo. E da lì in realtà è partito poi a distanza di 48 ore i vari sintomi su tutti i soggetti che sono stati contagiati e che sono poi risultati positivi. Lei ha il tampone fra qualche giorno per valutare insomma se si è negativizzato oppure no? No, l'ho fatto ieri e attendo l'esito, ecco. Con la speranza che sia negativo, ma con la consapevolezza che se dovesse essere ancora positivo rispetterò insomma quelli che sono le regole e continuerò a lavorare da casa, ecco. È un po' non triste perché ripeto io sto bene, non voglio assolutamente farla più grande di quello che è perché insomma sono fortunata, però con queste belle giornate insomma vedere il mondo da dietro le finestre è un po' più difficile. Ecco, una situazione, l'abbiamo detto, difficile perché questa poi è una settimana davvero importante, se possiamo dirlo, dovremmo raggiungere il picco, dicono, quindi
insomma una situazione complicata per il Veneto. Lei cosa pensa? Fortunatamente non ci sono più tantissimi assembramenti, grazie anche all'ordinanza regionale, quindi è una situazione che è un po' sotto controllo rispetto a prima. Secondo me sì, e secondo me la Regione Veneto durante l'estate ha anche lavorato su determinate cose da mettere in atto per poi riprepararsi ad una seconda ondata. Quindi nei comuni piccoli è anche molto più facile gestire la cosa, nel senso che non ci sono comunque grandi assembramenti di persone anche nella normalità. Vedo che in giro, guardando un po' e documentandomi anche sulla stampa, non ci sono più questi grossi assembramenti. Attendiamo il picco, anche perché noi siamo territori prettamente turistici, che saremo anche attraversati da un importante evento sportivo che sono i mondiali di sci di Cortina 2021, e quindi attendiamo di capire come poi potremmo fare questi eventi sportivi e come potremmo correlarci con quello che è generalmente un turismo invernale, che economicamente è molto importante per le nostre zone. Sindaco, grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per averci raccontato com'è avvenuta, com'è la sua storia, com'è la situazione nel suo territorio. Grazie Sindaco, e in bocca al lupo. Grazie anche a voi, sempre su con le antenne. Grazie Sindaco. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ci fermiamo adesso un attimo per la pubblicità, poi ci dovremo collegare col Ministro D'Incà. Siamo tornati nuovamente in studio, lo vedo già nello schermo il Ministro Federico D'Incà. Ministro, buongiorno e grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi dell'invito, una buona giornata a tutti. Dunque Ministro, partiamo dagli stati generali del Movimento 5 Stelle. Come è andato? Cosa è stato deciso? Molto positivi, eravamo 308 delegati da tutta Italia, abbiamo fatto questa lunga maratona di collegamenti online perché non ci si poteva vedere fisicamente e io sono intervenuto in 6 di questi incontri online definendo le prospettive del Movimento 5 Stelle, parlando di strutturazione, organizzazione interna, di temi, quindi un vasto spettro di indicazioni per il futuro del Movimento 5 Stelle che deve fare un passo in più. È ora ancora una volta di trasformarci, di poter costruire un futuro insieme nel rispetto delle regole che ci siamo dati, dei nostri principi, dei nostri valori, ma diventando soprattutto più strutturati internamente. Lo stiamo facendo con i facilitatori a livello delle regioni, ma occorre darsi una guida più collegiale a livello nazionale e poi puntare sempre sugli argomenti che ormai sono diventati quelli principali per il Movimento 5 Stelle, che sono la scuola, il mondo della ricerca, dell'università, l'innovazione tecnologica, il digitale, l'ambiente. Sono i grandi temi su cui vogliamo puntare e a cui dietro vi sono tutta la costruzione degli imprenditori del futuro, delle nuove industrie, dei nuovi segmenti che come Paese dobbiamo conquistare o continuare ad avere grandi eccellenze. Quindi è un percorso che stiamo facendo, difficile, perché chiaramente poi nell'epoca del Covid, ma è anche una grande dimostrazione di democrazia interna e di guardare oltre. Prima o poi sconfiggeremo anche il coronavirus, ormai come avete visto i vaccini sono pronti, arriveranno presto a livello del nostro paese con i primi milioni di vaccinati a partire da gennaio, e noi come Movimento 5 Stelle vogliamo anche dimostrare che anche in un momento così difficile si può continuare a ragionare sul futuro, anche sul futuro del Movimento 5 Stelle. Ecco, parlando dell'emergenza Covid, il venerdì ci sarà il Comitato Tecnico Scientifico per valutare il passaggio eventuale delle regioni da una fascia a un'altra. Il Veneto sicuramente è in una situazione non facile come nessuna regione in realtà. Come vede la situazione della nostra regione? Vi sono 21 indicatori, vi sono poi la famosa curva dell'RT, con quel numero che esce, dove se è superiore a 1 vuol dire che si infetta più di una persona per ogni singolo contagiato. Il nostro compito è far scendere l'RT sotto 1 in maniera molto veloce, cercando di riuscire a
coordinare in maniera diversa all'interno del nostro paese le scelte che vengono fatte. Zona rossa sapete che vuol dire praticamente un lockdown simile a quello che c'era a marzo, arancione vuol dire delle restrizioni alle libertà individuali, gialla come in questo momento il Veneto permette di poter muoversi in maniera diversa, però chiaramente io reputo che a tutti quanti va sempre ricordato che ci vuole la mascherina, anche negli incontri quelli che sembrano più familiari bisogna stare molto attenti. Io porto la mia esperienza personale, mia madre e mio padre che adorano i propri nipoti, quando li vedano, quando entrano in casa, portano la mascherina e non c'è scritto in nessun DPCM niente, sono regole di buon senso che vengono utilizzate anche nella mia famiglia e che quindi porto come esempio. È il momento della massima attenzione per i prossimi 120, 150 giorni, io definisco così, 120, 150 giorni, 180 giorni. Perché? Perché ogni giorno vuol dire che ci porterà verso il vaccino, verso cure ancora migliori. Già adesso riusciamo a curare in maniera diversa le persone rispetto a marzo-aprile, ma contiamo di fare passi ancora migliori. Ma dall'altra parte occorre anche sapere che si tratta di resistenza, di resilienza e di arrivare finalmente al giorno in cui tutti quanti avremo una vaccinazione che supererà appunto, darà l'immunità di gregge e ci permetterà di guardare, io penso già nella prossima estate, a questo periodo come un periodo del passato brutto, bruttissimo, ma che ci avrà insegnato quanto è importante è la sanità territoriale, la sanità nel nostro paese, su cui abbiamo investito in legge di bilancio altri 4 miliardi di euro, ripeto, la scuola, quanto è importante è la cultura, l'istruzione per i nostri giovani, lo percepiamo solo quando è assente, e poi chiaramente quanto è importante mettere i soldi nel mondo della ricerca per essere pronti, perché ho come l'impressione che succederà, che potrebbe capitare ulteriori situazioni simili a quella del coronavirus per il 2020, dobbiamo essere pronti anche in futuro. Ecco, abbiamo visto che negli ultimi giorni l'R-Conti sta scendendo, quindi è una notizia positiva? Sì, è una notizia positiva, però in questo momento non bisogna abbassare la guardia, certo. Preferisco dire che l'RT è ancora sopra a 1. Diciamocela tutta, l'RT è ancora sopra a 1, vuol dire che ad ogni malato vi è più di un ammalato che si ammala ancora, quindi fin quando non scende a 0,4, 0,5, quindi vuol dire che per ogni malato nuovo dà mezzo malato, se così possiamo chiamarlo, va bene, quindi ogni 2 malati si fa un malato, va bene, noi non possiamo abbassare la guardia, nessuno si può permettere di abbassare la guardia, e abbassare la guardia vuol dire far scendere la mascherina dal nostro volto. Io sono solo in questa stanza, va bene, e non tengo sulla mascherina. Quando vedo un mio collaboratore, qualsiasi collaboratore entra nella mia stanza, quindi è un riferimento a chi lavora negli uffici, nell'impresa, la mascherina va sempre messa continuamente. Non abbassiamo la guardia, perché questo è il momento di reprimere e sconfiggere questa malattia per riuscire ad avere nelle prossime settimane finalmente un cambiamento della curva e un abbassamento dell'RT. Ministro, un'ultima domanda. Recovery Fund, dopo il veto, qual è la linea del governo? Allora, in questo momento noi stiamo passando a chiudere per la legge di bilancio che avrà all'interno 40 miliardi di euro, sono soldi molto importanti, vi sono già 4 miliardi inseriti per il prossimo anno per affrontare a gennaio le problematiche dei ristori, abbiamo all'interno, come detto prima, 7 miliardi per scuola e per sanità, abbiamo all'interno 6 miliardi di euro per la cassa integrazione per il prossimo anno, quindi risorse fresche che arriveranno subito. Dall'altra parte abbiamo 2 decreti ristori, il primo e il secondo, che verranno potenziati con un ristori 3, sul quale verranno inseriti nuovi soldi attraverso un nuovo scostamento che verrà votato o la settimana prossima o quella successiva. In definitiva un pacchetto molto importante. E poi c'è il recovery plan. Questo è a livello europeo, abbiamo delle problematiche con alcuni paesi che mi domando veramente sono lontani anni luce dalla democrazia del nostro paese, della qualità democratica e di libertà personali che esistono nel nostro paese. Io mi auguro che vi sia la coscienza dei cittadini, mi riferisco all'Ungheria, alla Polonia, di fare un passo in avanti, vi prego, non ci possiamo fermare, vi sono delle libertà nei vostri paesi che vanno sancite, va bene, se volete essere all'interno di un continente come l'Europa che ha fatto delle libertà personali una sua base giuridica fondamentale, dall'altra parte
Ci serve un voto unanime per poter partire con il recovery plan. Non è possibile che questi paesi non si accorgano che anche per loro queste risorse sono fondamentali. Per noi come Italia sono importantissime, sono 209 miliardi di euro per fare investimenti, per mettere tecnologia, per mettere sanità, per dare veramente un rimbalzo. Il 2021 ci deve essere un rimbalzo economico di dimensioni simili a quelle del dopoguerra, un periodo di grandissimo slancio, ma si fa con le risorse fresche, si fa con un debito comune europeo, un embrione di debito comune europeo. Quello è il grande salto che dobbiamo fare in avanti insieme. Quindi mi auguro che questi paesi europei, insomma, a cui nicchiano anche alcune forze politiche d'opposizione, io mi auguro che queste forze politiche d'opposizione prendano le distanze dei leader di Ungheria, di Polonia, che non fanno il bene del loro paese e nemmeno dell'Europa intera e quindi nemmeno del nostro paese. Quali saranno quindi i prossimi passi del governo in questo senso? Noi continueremo a forzare a livello europeo perché si possa portare avanti in maniera molto veloce, in maniera tale che il Recovery Fund diventi immediatamente gestibile. Noi abbiamo già inserito una prima quota parte all'interno della legge di bilancio, sono 10 miliardi di euro, ma vogliamo andare a spendere in maniera veloce i soldi che sono previsti dal 2021 fino al 2026. Per fare questo occorre avere un'accelerazione, occorre il voto senza veti da parte degli altri paesi europei, senza veti, perché in questo momento non si scherza più mettendo un veto, occorre che tutti quanti lavorino insieme e noi continueremo a fare pressioni come paese perché riusciamo finalmente a tradurre in meccanismi semplici e poco burocratici la gestione del recovery plan e del recovery fund, che sono questi 209 miliardi di euro in 6 anni, che hanno questa caratteristica unica di essere finalmente un embrione di debito pubblico europeo, simile a quello che ha gli Stati Uniti e che ha fatto forte quella grande nazione che appunto è l'America rispetto a un'Europa che è ancora un po' divisa. Non possiamo permetterci di essere divisi in Europa perché dobbiamo confrontarci con il mondo intero, con grandi paesi come la Cina, come l'India, come la Russia, come l'America stessa, e l'unica possibilità è affrontare insieme, perché l'Italia da sola conta, ma conta per la sua misura. L'Italia insieme alla Francia, alla Germania, alla Spagna, all'Olanda ha una forza propulsiva completamente diversa. Ministro, la ringrazio, grazie davvero. Grazie mille a voi. Grazie per essere stato con noi, grazie. Grazie e buon lavoro. Grazie. Dunque, vedete alle mie spalle siamo in attesa ora dell'arrivo del governatore Luca Zaia per fare il punto della situazione. Dovrebbe arrivare ormai a minuti per dare lettura dei contagi. Ricordiamo purtroppo ieri c'è stato un record di persone di morti, 100 in 24 ore, una notizia insomma che ha fatto davvero preoccupare tutti, un numero davvero altissimo, e quindi in attesa adesso di vedere insomma come sono andate queste ultime 24 ore, come è stata la situazione. Vi ricordo poi che venerdì ci sarà un passaggio importante del comitato tecnico scientifico, perché ci sarà la cabina di regia e una valutazione sulla situazione di tutte le regioni e capiremo anche se il Veneto, con il nostro numero dei contagi, con i ricoveri in terapia intensiva, i ricoveri in semi-terapia intensiva, potrà rimanere nella fascia gialla oppure passerà nella fascia arancione. Dunque venerdì si saprà anche questo, importante, perché ovviamente cambierà ovviamente la situazione, lo sapete, se passiamo di fascia. Poi sentiremo ovviamente anche il presidente che vedo già all'unità di crisi di Marghera, quindi cedo la linea. Ecco qua, siamo puntuali, buongiorno a tutti. Velocissimamente il bollettino e poi alcuni interventi, in particolar modo poi oggi interverrà l'ingegner Paolo Fattori, che è direttore della struttura del progetto del potenziamento della rete ospedaliera, di tutto quello, cioè lui l'uomo è il nostro ingegnere gestionale, che è un gruppo di ingegneri gestionali che fa le pianificazioni. Oggi vi parlerà dei magazzini,
quindi di quante mascherine abbiamo, di quante ne distribuiamo, in modo tale che, come si può dire, diamo risposta al bisogno di informazione da parte di qualcuno e rispetto a qualcun altro che va a dire in giro che non ha dispositivi, che non ci sono le mascherine, almeno saprà con chi arrabbiarsi, di certo non con noi, ma si arrabbierà con il direttore del proprio reparto che ci ha comunicato magari i numeri sbagliati, perché poi l'ingegnere vi spiegherà tutto. Allora, i tamponi sono 2.607.000. (348 ovviamente). I test rapidi sono arrivati a 658.000, 392, e vi ricordo che nelle ultime 24 ore rapidi più molecolari fanno 50.054 totale. In particolare i rapidi sono stati 33.133. Positivi sono dall'inizio dal 21 febbraio 108.938 più 2.972. In isolamento abbiamo 33.807 persone. I ricoverati sono 2.192 nelle ultime 24 ore più 101, sono pressoché quasi tutti positivi ovviamente, sono solo 113 negativi. Le terapie intensive sono 291. Se sommate le terapie intensive ai ricoverati abbiamo circa 2.500 persone in ospedale in questo momento, più 11. Totale dei morti abbiamo passato i 3.019 più 52. I dimessi sono 5.943. e sono state dimesse nelle ultime 24 ore 80 persone. Allora, la domanda cruciale che ci fanno tutti è: ma siamo arrivati ai massimi, ma la curva sta flettendo? Ma guardate, noi stiamo semplicemente gestendo con non poche difficoltà questa partita. Stamattina con i direttori abbiamo parlato lungamente del tema delle terapie intensive che oggettivamente stiamo creando nuovi posti, ma abbiamo posti che si sono liberati. Questo, fra l'altro, ieri è stata una giornata di grande turnover, per cui abbiamo già, voi capite che quando entra un paziente in terapia intensiva si fa 2 o 3 settimane e quindi abbiamo già i primi pazienti che escono, quindi è ovvio che adesso si va anche in scarico. L'importante è non caricare più tanto, questo è il vero tema. Vediamo gli effetti delle cure domiciliari, del territorio insomma, che risponde, li dovremo vedere sempre di più. Speriamo, dagli indicatori che abbiamo, di essere entrati nella parte alta della curva, vedremo quanto durerà. Ovvio è che oggi previsioni tipo natalizie eviterei di farle, insomma, cioè, la domanda ricorrente è di dire: ma il Natale come sarà? Natale come sarà? Ve lo so dire, Natale come sarà? Cioè, qui siamo oltre le previsioni del tempo, no? Qua siamo veramente in un ambito nel quale voi vedete che insomma, cioè, ogni giorno ha la sua pena, come diciamo noi. Insomma, la squadra è performante, rende anche stamattina un paio di ore di videoconferenza, in più ogni mattina vi ricordo che il comitato di crisi del coronavirus si incontra autonomamente, dopodiché facciamo la riunione con i direttori generali. Abbiamo parlato anche del tema tamponi, domani o dopodomani vi porteremo un po' di riassunto rispetto al lavoro dei tamponi sul territorio, in particolar modo i medici di base, e vi parleremo un po' anche lì delle attività. E stiamo chiudendo il caricamento dei dati con qualche difficoltà, e in particolar modo sulla ULSS di Verona, per i dati che sono quelli
che poi ci serviranno per la valutazione e l'applicazione dei 21 parametri. C'è ancora un dato, insomma, dobbiamo caricare della prevenzione, ma insomma stiamo anche qui correndo per caricare dati, perché del resto quelle sono le persone a disposizione, se fanno tamponi non fanno più altre attività. Io non aggiungerei altro, vi do un'informazione senza che poi io riprenda a parlare, prima di passare la parola all'ingegner Fattori. Noi domani apriamo la Pedemontana, e il tratto che va da Breganze a Bassano del Grappa sono esattamente 15 km che, in aggiunta agli altri aperti, si va a 35, vuol dire che da domani abbiamo 35 km su 94 aperti. Di cosa si tratta? Si tratta di un tratto strategico. Vi ricordo che noi abbiamo aperto il primo tratto, l'abbiamo aperto il 3 di giugno del 2019, quei primi pochi chilometri, mi sembra fossero 6 o 7 chilometri. Poi una seconda apertura il 13 di giugno del 2020, scusatemi, il 18 giugno 2020, e poi domani la terza apertura. Quindi domani sarà la terza apertura, e totale 35 km, Breganze-Bassano, intercettando anche ovviamente la Valdastico. Stiamo parlando del dimezzamento dei tempi per fare gli stessi spostamenti su viabilità ordinaria, cioè cominciamo a vedere l'effetto. Stiamo parlando di un'infrastruttura che apriamo domani importante, perché comunque è un'infrastruttura che ha 8 km, quasi 9 km di barriere antirumore in vetro e 2,5 km di barriere antirumore in calcestruzzo. Stiamo parlando di superficie riportate a Prato per 427.000 metri quadrati e 32.845 alberi piantati. Quindi è sostanzialmente, ma la vedrete, è sostanzialmente un'infrastruttura nel suo insieme, ma lo vedrete anche nello specifico già di questi 35 km, un'infrastruttura anche gradevole da percorrere, perché non è, diciamo, non ha l'effetto chiuso, e anche dove ha le scarpate, ricordo che questa infrastruttura corre per il 60% anche più in trincea, e è un'infrastruttura che ha, diciamo, scarpate molto dolci, molto verdi, e soprattutto avremo sempre più l'idea di correre in mezzo a un bosco di latifoglie. Ovviamente in questo periodo non si vedrà tanto, perché le foglie sono cadute, perché sono foglie caduche, però questa è l'idea. È un'infrastruttura nuova nel suo genere. Fra l'altro non sto neanche qui a dirvi le infrastrutture, i viadotti, i ponti che caratterizzano questa infrastruttura, per dire 4 gallerie artificiali per un totale di 2 km. Al centro direzionale, ecco, questo sì ve lo dico, c'è il centro direzionale proprio nel tratto che andremo ad aprire, quindi avremo la possibilità di avere, come si può dire, quel centro nevralgico di controllo dell'infrastruttura, che entra anche nella sua operatività. Vi do solo 2 dati. Breganze e Bassano prima erano 25 minuti, oggi sono 10 minuti, anzi da domani saranno 10 minuti. Bassano Malo erano 45 minuti, da domani saranno 17 minuti. Bassano Vicenza erano 55 minuti, da domani saranno 30 minuti. Guardate la rivoluzione che porterà questa infrastruttura nel territorio, che vi ricordo che è un'infrastruttura di 94 km e mezzo, del valore di 2 miliardi 258 milioni di euro, 94 km e mezzo, 2 miliardi 258 milioni di euro, 36 comuni attraversati da Treviso Nord fino a Montecchio, 16 caselli.
scusatemi, 36 comuni attraversati, 14 caselli, e è un'infrastruttura che va a servire una parte, il cuore produttivo del Veneto, che oggi è privo di queste infrastrutture. E cambierà il modo di circolare, di pensare, di lavorare, e soprattutto anche il tema del rispetto dell'ambiente, che sarà particolarmente valutato, visto e considerato che, ricordo, questo significa anche meno inquinamento. Noi contiamo insomma di aprire l'infrastruttura totalmente nella primavera del 2021, perché causa Covid abbiamo avuto lo slittamento di quei 3-4 mesi. Nonostante questo, ecco, vi posso garantire che l'infrastruttura oggi off-road è quasi tutta percorribile, cioè non è che stiamo parlando di una roba che faremo, cioè, ovviamente non lo è per i cittadini, perché ci sono i collaudi, le messe a norma, ma insomma per la primavera si va ad aprire. Resteranno ovviamente inespresse per il 2022 il tema della galleria di Malo, sono 6 km, che è stata sequestrata e dissequestrata 3 volte, se non ricordo male, e ovviamente gli innesti sulla 4 a Montecchio e sulla 27 a Villorba. Però insomma si va correndo e anticipando anche i tempi. Volevo dirvelo perché domani è una giornata storica, ho fatto la scelta di non andare a fare ammassamenti, invito chiunque a non andare a fare ammassamenti, sarà aperta e quindi eviterei passerelle con l'unica concessione che è prevista è quella ovviamente per la stampa, che ci andrà protetta in autonomia a fare diciamo il giro, però l'invito ai cittadini di non presentarsi, e ai cittadini e agli amministratori, perché non ci sarà nessuna festa, non ci sarà nessun taglio del nastro, ma ci sarà semplicemente l'apertura dell'infrastruttura, appunto. Evitiamo ogni forma di spettacolarizzazione in questo momento, perché non ce n'è bisogno. Lo dice chi ha portato avanti l'infrastruttura, che potrei essere quello che come si può dire, avrei più interessi diciamo, ad affrontare questa infrastruttura con l'inaugurazione, ma proprio per scelta, per evitare confusione e assembramenti, abbiamo deciso di aprire, punto e basta. Quindi domani dalle ore 12 avremo i 35 km pedemontana aperta, a dimostrazione che non raccontavamo fandonie quando dicevamo un anno fa che per fine anno si sarebbe aperta e che avremmo concluso questa operazione. Di fatto ci siamo, ovviamente con lo slittamento di quei 3-4 mesi dati dal Covid, che no, era, come si può dire, non dipende da noi. Passare la parola per le domande e poi all'ingegner Fattori per l'altra spiegazione. Volevo rassicurare i colleghi, entro le 16 vi manderemo video, foto, schede tecniche, slide sulla nuova opera, in modo che avete parecchio materiale da lavorare. Domande? Sì, vorrei dire, appunto, mi raccomando, gli assembramenti, cioè non c'è nessuna festa domani, quindi lo dico a beneficio dei cittadini e lo dico anche a beneficio degli amministratori, che allora, non ci va chi l'ha fatta l'infrastruttura, invito tutti a evitare di andare lì a fare, come si può dire, passerelle inutili, perché non ci sarà nessuna inaugurazione. Ci saranno anche le modalità di accesso per i giornalisti nel comunicato, ovviamente le televisioni dovranno andare a guardare, anche voi come è fatta l'opera. Buongiorno Presidente, volevo chiederle se ci aiuta a capire meglio a che punto siamo con il tema dei ristori. Chi riesce ad avere il diritto anche legato all'ordinanza regionale, voi siete battuti per l'inserimento del Ministro della Salute, che ha approvato l'intesa. Ci spiega a che punto siamo, come funziona? Ma allora, sul livello dei ristori in generale ci sono notizie, diciamo, a volte anche in contrapposizione, c'è chi dice che ha ricevuto, chi dice che non ha visto ancora nulla, quindi sarebbe bene avere una contabilità che fosse ufficiale, e questa la può dare solo il governo rispetto a quello che può dichiarare di aver erogato, no? Perché noi non siamo nelle condizioni di avere nessuna notizia ufficiale, visto considerato che tutto avviene tramite l'Agenzia delle Entrate, direttamente sul famoso
codice IBAN, no? Dicevano ti ritroverai i soldi in conto corrente. Quindi penso che appello anche al governo perché dia informazioni di chi ha avuto queste risorse, visto considerato che stiamo parlando di attività produttive. Per quanto riguarda la nostra ordinanza, la nostra Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, ricordo che ha l'intesa del Ministro della Salute e ricordo che troverei alquanto imbarazzante pensare che non ci fosse una forma di ristoro, perché allora vuol dire che chi può, cioè mi deleghi ad attività restrittive con il DPCM, anzi col decreto, mi deleghi col decreto attività restrittive, ma poi le uniche attività restrittive che vengono e che sono auspicate, no? Perché comunque cioè, il legislatore dice datevi da fare a cercare di contingentare, però le uniche che vengono ristorate sono solo quelle che sono attivate a livello nazionale. La trovo una contrapposizione, cioè, allora, se noi attiviamo misure tali per cui evitiamo ad esempio chiusure più importanti, vuol dire che evitiamo anche danni all'economia, che tradotta in soldoni vuol dire non solo occupazione, ma vuol dire anche gettito fiscale, vuol dire comunque bilancio nazionale. Allora, se siamo così bravi da evitare questo, magari, dico, parlo al plurale, non ci metto dentro i venti, dico in generale, se qualcuno fa misure restrittive, diciamo, anticipate rispetto ad altre realtà e dopo tu non riconosci le restrizioni come ristoro, insomma guarda, io penso che il governo questa cosa la dovrà assolutamente assumere in uno dei prossimi provvedimenti, se no è inevitabile che non ci sarà più nessuna realtà che farà restrizioni e allora ci sarà un cane che si mangia la coda, c'è la sanità pubblica che ti impone di prendere decisioni a volte anche dolorose, pensate a quelle che abbiamo preso noi, e dall'altro il tema, diciamo, meramente economico che ti dice guarda che se le prendi io non ti pago. Capite che non sta in piedi questo sistema, cioè vuol dire predicare bene e razionare male, se fosse così, ma non ho motivo di pensare che sia così, perché sennò vuol dire che è una forma di sottrazione dell'autonomia anche questa, no? Subdola, strisciante, che dice se Roma fa le robe vedi i soldi, se le fa la tua regione non li vedi. Però tecnicamente quando avete parlato con il Ministro per la posizione dell'intesa, va bene che il Ministro della Salute, ma il governo si era impegnato ad affrontare il tema per le regioni. Un ministro in particolare ne avevate parlato con? L'ha seguita il Presidente Bonaccini questa partita. Comunque il governo si era impegnato ma non abbiamo ancora avuto una risposta, quindi al momento non ci sono. No, però immagino che questa risposta verrà formalizzata con un provvedimento, adesso non vi so dire quale, però ripeto, dobbiamo avere un interlocutore del governo che spiega sta roba. Grazie. Prego. Tosa. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Negli ultimi 3 giorni mi pare ci sono stati purtroppo 3 casi di positività tra gli assessori della giunta regionale. Per fortuna abbiamo saputo insomma, che stanno abbastanza bene, però ecco, cosa comporta questo in termini di operatività della giunta ma anche di incolumità, voglio dire, a cominciare da voi che siete come dire, l'unità di crisi? Ma guarda, l'operatività è garantita perché io ho fatto una modifica subito del regolamento fin dalla prima fase per tutte le attività da remoto, quindi le videoconferenze. Sapete che prima non c'era la possibilità di farlo, ad esempio. Quindi noi la Giunta, anche martedì, l'abbiamo tenuta sempre, la Giunta si tiene sempre con la videoconferenza disponibile, dopo c'è chi va in presenza. Martedì ho visto in video Corazzari era in presenza, marcato Corazzari la Donazzan e basta, sì, perché marcato era collegato anche lui, e quindi gli altri si collegano, ma tutti gli assessori erano collegati, c'era Cazzavara, c'era la vicepresidente De Berti, c'era anche l'assessore Caner, quindi l'assessore Cazzavara e Caner e la vicepresidente De Berti, quindi assolutamente l'operatività c'è, con i limiti della quarantena, cioè ci sono delle cose che tu non puoi fare da remoto e quindi non farai, ma insomma, ormai guardate gli incontri
E quello che io ho dato questo metodo e quello che ho suggerito ai colleghi assessori e ai colleghi di giunta è quello di dire che tutto quello che si può fare da remoto lo si faccia da remoto, cioè è inutile andare a mettere a repentaglio l'attività in questo momento nevralgico perché si vuoi a fare le riunioni in presenza, e se c'è qualcuno che ancora le invoca in presenza vuol dire che non ha capito la gravità del momento. Oggi la si fa con un telefonino la riunione, cioè, a me capita di fare riunioni con i colleghi presidenti o anche con ministri, con i ministri che sono in auto mentre fanno la riunione. Cioè, io a volte, adesso non posso dirlo perché metto il telefonino collegato e intanto guido, cioè attenzione che non vado, sento. Però ascolta e basta. Però insomma a volte mi capita che se devo spostarmi da un posto all'altro mi collego con l'audio e seguo la videoconferenza, seguo la conferenza. Anche perché c'è poco da vedere, cioè non è che si parla soprattutto, no? Per quanto vi riguarda, visto che da parecchi mesi siete insomma i più esposti, avete assunto delle precauzioni particolari? Ma noi facciamo tamponi ogni 5 giorni almeno. Dopodiché, guarda, io ti dico la mia esperienza, penso sia uguale a quella dei colleghi. Io vivo in una bolla, nel senso che i miei contatti stretti siete voi, punto, li ho finiti. Li ho finiti, quindi a voi vi conviene comportarvi bene. No, nel senso che le mie frequentazioni sono voi. Siamo piacenti per lei allora? No, siete voi, il gruppo di lavoro sopra che saremo 5 o 6 e poi a casa mia moglie, punto. Cioè io non vado, non frequento nessuno, non attività, niente, c'è zero. Se capita la spesa è ovvio, ma anche lì bisogna scegliere orari nei quali non ci sia la calca, ma non c'è. Avevo poi un'ultima domanda, ma forse riguarderebbe l'assessore Bottacin, se crede. Sì. Il fatidico ospedale da campo del Qatar che ha spiccato il volo verso non ha spiccato il volo. L'ospedale, guarda, c'è sempre, io voglio essere cortese e gentile, come dico in inglese, very polite, no? Sì, quindi anche perché se poi vi tratto male finisco anche il gruppo, no? Finisco i contatti stretti. No, anche qui è una regola, no? Se tu hai la notizia e alzi il telefono, magari ti rendi conto che è una mezza notizia o una notizia. L'ospedale è lì, siccome questo ospedale è composto da un nucleo centrale che è quello più grande, e poi 2 piccole ali, abbiamo pensato che siccome sono modulari le possiamo utilizzare per fare in questa fase dei drive-in in giro per il Veneto, cioè, ci escono 5 drive-in, ma l'ospedale resta lì, non è che si smonta l'ospedale. Non va in Valle d'Aosta. Non va in Valle d'Aosta, cioè. Un bel film, però. Ma hai scritto anche questo? Sì, 2 pagine. Ah, non sapevo. Dai, non voglio arrabbiarmi oggi. Ma chi è che ha firmato l'articolo? Hai fatto te? No. Non l'ho fatto il Tosato. Ma non lo dica con quel tono inquisitorio. No. Non è che, allora, oggi tutti i giornali hanno scritto che una parte, per la verità, dell'ospedale da campo sarebbe andato in Val d'Aosta, il che solo voi. Io l'ho letto da varie parti, ma il Gazzettino ha scritto che fanno i drive-in. Sì, ma i drive-in. Quello che ha appena detto il professore. Il Gazzettino ha telefonato. Stiamo parlando sono due piccoli capanoncini che affiancano il grande ospedale. E avevo detto, piuttosto che lasciarli lì, sono 10 per 60, giusto? Sì. 10 metri di larghezza, 60 di lunghezza, li tagliamo a fette perché sono modulari e calcolati anche per la neve e facciamo almeno 6 drive-in. Per sparare a scheie, solo per quello. Grazie. Proseguiamo con Emiliano Marchiori Vanzan.
Antonella niente? E Prigioni. Ma sai perché? Perché quando si scrive di Regione tu dovresti pretendere di farlo solo te. Presidente, buongiorno, le chiedo, stiamo vivendo insomma l'attesa del venerdì, cioè i famosi cambi, riassetti di fascia, i vari colori. Il Veneto, la regione del Veneto teme un possibile cambio, abbiamo sentito i dati recenti e un pochino hanno spaventato sicuramente. Le chiedo semplicemente questo, se siamo tranquilli o... Ma sai, è come il sabato del villaggio dei Leopardi, il sabato è sempre meglio della domenica, anche perché almeno c'hai, come si vede, l'aspettativa del dì di festa, no? Diceva. E il nostro sabato del villaggio, perché poi il venerdì può arrivare una bella domenica oppure una domenica piena di pioggia, di brutto tempo, e diceva era meglio il giorno prima che era il sabato. Per dire cosa? Per dire che i nostri dati sono assolutamente buoni, questo lo capite da soli, insomma, cioè, voi stessi che siete i cronisti, coloro che scrivono la storia di questo Covid giorno dopo giorno, istante dopo istante, sapete che non abbiamo pressione ospedaliera tale per cui abbiamo pazienti nei corridoi. Peraltro oggi vi dico è arrivata, mi ha mandato anche le foto il dottor Flor, una bella massa di plasma perché stanno raccogliendo tanto plasma e quindi ben venga anche il fatto che abbiamo fatto questi appelli. Letti ancora ne abbiamo, il piano tiene, perché il piano che abbiamo fatto con l'ingegner Fattori è un piano che tiene, perché noi siamo fino a 6.000 e poi abbiamo un'altra roba che non diciamo, giusto? Ma fino a 6.000 ci siamo, posti letto, ricoverati, e staremo a vedere, perché sai, questo algoritmo è una roba inquietante perché il frullatore ci metti dentro, non capisci mai che poltiglia viene fuori. Però insomma, per gente che gestisce malati, la situazione è per noi sotto controllo. Dopodiché capite che siamo tutti appesi all'R con T. Ovvio che noi lo stiamo calcolando, però le formule che utilizziamo sono le nostre formule, adesso cercheremo di capire. Guardate, io spero veramente che si possa riconfermare la nostra area gialla, penso che non abbiamo demeriti per passare in una zona arancione e spero che si valutino fino in fondo da un lato i nostri dati e dall'altro, qualora vi fossero problemi, ci sia il tempo per i nostri tecnici di argomentare, di chiarire alcune posizioni, perché non vorrei mai che si esca magari con delle soluzioni che poi magari uno tira fuori il coniglio dal cappello e dice guardate che la soluzione era questa. Quindi auspicabile comunque il confronto, l'abbiamo chiesto come regioni, siamo ancora a mercoledì, domani dovrebbe essere la giornata del confronto. Se qualcuno ha dubbi, noi non ce ne abbiamo oggettivamente. Tra l'altro le restrizioni che abbiamo adottato hanno comunque sostanzialmente funzionato perché non avevamo gli assembramenti di prima. Poi leggo dei giornali che ci sono stati assembramenti organizzati in autonomia su alcuni locali, ma cioè non c'entra niente con le nostre restrizioni. Se no bisogna chiudere tutto, ma chiudere tutto vuol dire fare lockdown. Grazie. Abbiamo Marchiori, Vanzan e Prigioni. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Mi ricollego un secondo alla questione dei ristori per quanto riguarda il settore fitness e sport, perché le partite IVA nel decreto c'è scritto che per loro non sia predisposta nessuna indennità per il lavoratore e questo è il primo punto. Il secondo su cui vorrei concentrarmi è che la dilazione delle scadenze delle tasse che era al 30/11 gli acconti, così nel decreto ristori bis è prevista solamente per le zone arancio e rosse, quindi se il settore fitness del Veneto, che siamo in zona gialla, non fa parte di queste zone, significa che non ha diritto ad alcun ristoro? Ma secondo me no, nel senso che non è giusta la lettura, perché guardate che quando hanno fatto il decreto ristori era un decreto agganciato al DPCM che chiudeva alcune attività. Vi ricordate i ristoranti e i bar dopo le 18, le palestre? Ancora non si parlava di zona rossa, verde, arancione. Cioè non è che adesso finisce che hai chiuso queste attività, le hai messe in ginocchio e dici che poi darai soldi solo a quelli che poi si ritroveranno, si sarebbero ritrovati successivamente
in zone rosse o arancioni. Secondo me sta in piedi questo ragionamento. Adesso non so se sia una lettura che qualcuno dà, ma il tema è che il DPCM chiudeva e il decreto ristori sanava. Punto. Le zone arrivano dopo. Okay. No, insomma, sentite, avete sentito com'è il Presidente del Consiglio? Sì. Ha annunciato le chiusure, ha detto e provvederemo subito a un decreto ristori, addirittura ha detto vi troverete i soldi in conto corrente perché tramite l'Agenzia delle Entrate faremo i bonifici. Tant'è vero che i giorni successivi voi tutti avete pubblicato le percentuali del fatturato, no? Che sarebbero state corrisposte. C'entra niente le aree. Ok, bene. E poi c'è questa questione, ieri sera durante la nostra trasmissione Ring è arrivato un SMS da parte di una telespettatrice che ha ricevuto una telefonata a casa in cui le veniva chiesto quanti fossero in famiglia e se volessero ricevere il test fai da te pubblicizzato dal Presidente Zaia. Ma guardi, secondo me potrebbe essere una truffa questa? Allora, se è vera è una truffa, è una roba illegale, ma sarebbe bene capire da questa signora se ha un indirizzo, una telefonata, qualcosa. Allora, i test allora, ricapitoliamo, così lo chiariamo una volta per tutte. Il dottor Rigoli, come molti altri laboratori, accettano di validare novità da un punto di vista diagnostico. Questo è, cioè non è che i dispositivi diagnostici nascono nei laboratori, cioè le aziende producono, fanno e devono andare in un laboratorio che sia appoggiato a un ospedale perché deve avere i pazienti per testare. Per testare devi andare al comitato etico e farti autorizzare lo studio, che è cosa che il dottor Rigoli ha fatto. Allora, lo strumento che abbiamo presentato non è vendibile, non è utilizzabile perché non è primo validato, secondo autorizzato, cioè vuol dire che ancora non ha fatto la sperimentazione, due non è ancora autorizzato dal Ministero, per cui chiunque va a proporlo in giro, io non so se sia vera sta roba, propone una roba che non può fare, è illegale. Peraltro l'autosomministrazione, cioè fai da te, non c'è nessuna autorizzazione a livello nazionale, neanche per qualcosa di alternativo, non c'è. C'è per il test della gravidanza, c'è per altre attività, ma non per questa. Quindi chiariamo che chiunque ricevesse proposte del genere le rifiuti? No, si faccia dare il numero, che almeno capiamo. Io non so se poi alla telefonata segue un invio di test, o segue uno scatolone vuoto, o segue un ladro che ti entra in casa e ti svaligia la casa, non lo so, perché se uno ti domanda quanti siete in casa, cioè, ci sarà un numero di telefono, no? È stato validato. Prego? Forse non è gratuita. Negli Stati Uniti ieri l'agenzia federale, la Food and Drug Administration, ha autorizzato il fai da te anche negli ospedali. Sì, no, questo sì, ma noi parliamo dell'Italia, no? Ma vi ricordate che io vi ho detto, guardate che noi semplicemente mettiamo una bandierina per aver lavorato 5 mesi, ma vi ho detto anche l'altro giorno, guardate che stiamo parlando di un problema che non è più un problema perché ne arriverà una valanga sul mercato, quindi anche tutti i commenti che vedo sono fuori dal mondo perché il mercato va in quella direzione. Abbiamo notizie di milioni già venduti in Germania. Scusi, Presidente, siccome mi stanno scrivendo proprio in questo momento, ritornando sulla questione dei ristori, la proroga a cui si fa riferimento è quella del ristori bis in cui non si parla di chiusure ma proprio delle zone, e mi sta dicendo proprio la referente del settore fitness con cui avevo parlato che hanno avuto una call con l'onorevole De Carlo che gli ha proprio detto voi siete in zona gialla, quindi sì, ho capito, ma guarda, con tutto il rispetto, c'è bisogno, allora, i ristori sono stati fatti per le aziende che sono state chiuse dal DPCM, non dalle zone. A monte, quindi. Punto, basta. Quelle aziende sono ancora chiuse per quello e quindi bisogna che questi signori parlino con un esponente del governo.
Cioè, secondo me è fondamentale che parlino con un esponente del governo, e che è l'unico che può poi dare, o che il governo chiarisca questa situazione per tutti. Ma non sta in piedi questo ragionamento, ma non per colpa loro, in generale non sta in piedi. Va bene, grazie. Prego. Vanzan. Buongiorno. Ciao. Presidente, una curiosità, il piano tiene, abbiamo 6.000 posti per un'altra roba che non diciamo, cioè cosa state pensando? No, nel senso che noi lo dicevo anche ieri, siamo pronti anche al peggio e siamo organizzati anche per il peggio. Ma sentite, stiamo parlando, hai capito, se cade un meteorite, avete un piano per il meteorite? Sì, o che avemo, in Veneto c'è il piano, cioè siamo pronti a tutto, però insomma speriamo proprio che non casca il meteorite. Beh, dopo l'alluvione, Baia, l'acqua alta. Ma io mi chiedo, cioè, se è ingrumato, ci manca il cavallette, i cimici li abbiamo già avuti, ci manca il cavallette, adesso poi siamo a posto. Senta, invece sulla Pedemontana, l'apertura di questo nuovo tratto sarà percorribile dalle 12 di domani? Sì, ma sono già stati fissati i pedaggi? Quanto sì, ma non te li so dire. Va bene, sì, magari ce lo fate sapere. E se nei primi invece 2 tratti già aperti, secondo me uno dei temi della Pedemontana è la sostenibilità finanziaria, i critici hanno sempre sostenuto che l'opera non si reggerà rispetto al costo sostenuto dalla Regione, se c'erano già delle proiezioni per quanto si tratti di pochissimi chilometri. Allora diciamo innanzitutto una cosa, e adesso attendiamo anche la relazione della Corte dei Conti. Sapete che annualmente poi c'è la relazione sull'opera. Allora, intanto i flussi di traffico sono flussi previsionali, cioè considerate che vengono fatti ancora in assenza della strada, cioè si calcola quanto potrà. E io ho scoperto, proprio seguendo questa pratica, che non esiste, ve lo dico ingenuamente, io pensavo che un paese come l'Italia, che ha la gestione dei concessionari, voi sapete che le autostrade sono sostanzialmente dello Stato, insomma ormai l'abbiamo capito tutti, no? Dalla storia del Morandi, tutti che capivo che c'è una concessione, e lo Stato ti dà un pezzo di strada, tu te la gestisci, in cambio paghi una concessione. Di mezzo cosa c'è? Quanto traffico fa quella strada? Perché capisco se ti do una strada buona o cattiva, passatemi la spiegazione. Io pensavo ingenuamente, infatti lo dissi allora al ministro Del Rio, che esistesse non un ufficio, un palazzo del governo dove si fanno gli studi di traffico, dove c'è il bollino blu e da lì non si discute. Non esiste. Io, Paese Italia, che do in opere in concessione a dei privati sulla base del traffico che queste opere faranno, non ho un ufficio che certifica il flusso, ma ognuno si arrangia come può, cioè vai da società che fanno questo di mestiere. Noi guardate, siamo andati a intercettare anche noi queste società, abbiamo messo assieme più studi, quello è quello che viene fuori. Risposta: sono rispettati i flussi di traffico, dobbiamo completare l'infrastruttura oggi, è un'infrastruttura che è monca per 2 motivi, la crisi economica, vi ricordate il 2008-2011 che erano spariti i camion, e lì il flusso di traffico dappertutto è saltato. 2, l'infrastruttura ha un senso quando diventa autonoma dal punto di vista funzionale, oggi stiamo ancora parlando di pezzetti, quando collegherà le 2 autostrade A27 e A4 da Treviso a Montecchio, allora avremo completato, come si dice tecnicamente, l'itinerario, e da lì non si scappa più, da lì vedremo quante macchine entrano e escono. Ad oggi il concessionario fa vuoto per pieno, nel senso che, scusate, non vuoto per pieno, guadagna in base al flusso che ha, perché siccome sono tutti tratti, sono piccoli lotti, quindi prende la quota parte di quello che passerà. No, ma è la Regione in questo caso, perché voi prendete in base ai pedaggi. Sì, ma che noi riconosciamo poi... il concessionario gli dà un tot già stabilito, e poi invece la Regione guadagna o perde a seconda dei pedaggi. In questa fase noi prendiamo solo il pedaggio di quel concessionario emanente, concedente, cioè la Regione in questo caso. E Presidente, avete invece previsioni su quando... Sì, ma scusami, non vorrei
non vorrei essere smentito, magari poi lo verifichiamo, però mi sento di dirlo, se non ricordo male, siccome noi non possiamo mandare in ammortamento il canone di disponibilità, cioè non possiamo iniziare a pagare il canone di disponibilità per pezzi, mi sembra che l'accordo, se non ricordo male, sia quello che lasciamo i pedaggi al concessionario in questa fase. Per questo stavo dicendo. Se non vi diamo controordine vuol dire che è così, perché il canone di disponibilità sono 150 milioni di euro all'anno più o meno, vuoto per pieno, per tutti i 94 km e mezzo. Siccome stiamo parlando di 35, non è che facciamo 150 e facciamo la proporzione sui 35. Il concessionario incassa i pedaggi. E l'altro volevo chiederle se ci sono previsioni sul Galleria di Malo quando potrà essere completata, premesso appunto che ci sono stati questi sequestri, però ci sono stati anche i dissequestri, e sugli innesti invece quando diventeranno operativi. Ma guarda, quando l'opera si unirà. Te lo dico, guarda, noi diamo una fine, io prima non ve l'ho neanche detto, noi diamo la fine di Malo a febbraio 2022 e quindi col completamento dell'infrastruttura. Quindi per noi l'infrastruttura è completata a febbraio 2022. Sì. Considera che sostanzialmente in primavera viene chiusa, insomma. Prima dell'estate viene chiusa. Consentimi, prima della domanda, tutti questi dati sono nelle tabelle che vi darò dopo, cioè l'ESIS, cioè dove siamo, e il to be, dove arriveremo. Antonella, scusami, solo per un dettaglio, per quanto riguarda chi la sta gestendo a pezzettini, ma i pezzettini cominciano a essere circa metà dell'intero tracciato. No, è un terzo. 35. Un terzo, sì, certo. Sì. Al netto di questo, chi la gestirà in futuro? Come sta procedendo l'idea di un affidamento a un altro soggetto? No, il soggetto è il costruttore. È la SIS? Sì, l'idea della holding autostradale. No, non c'entra niente. No. Ma è ancora un tema sul tavolo? Non è un tema sul tavolo. Hanno vinto una gara, sono loro a gestire. Ok. Grazie. Prego. Allora eravamo rimasti a Antonella Prigione. Cioè, no, attenzione che loro sono i gestori. Cioè, noi non abbiamo il problema di chi andrà a gestire, Ma non c'entra niente con la Pedemontana, perché finché c'è un gestore la Pedemontana non ha questo problema. Se poi il gestore se ne va è un'altra roba, o cede, ma in questo momento no. Buongiorno a tutti. Presidente, volevo sapere se avete avuto una risposta dal Governo per la rivisitazione dei 21 parametri, una richiesta che avete... Al momento no. Niente. Però comunque ci sarà anche domani, se non sbaglio, una conferenza dei presidenti, se non ho letto male, ne parleremo. Leggo i giornali, però... Sì, anch'io appunto. Considerate che la proposta della Regione è la proposta del gruppo di lavoro dei dipartimenti prevenzione, cioè non è una proposta politica, non è che ci andrò in una stanza, metti questo, scrivi quello, cava che altro, cioè proposta dei nostri tecnici. Grazie. 5 parametri invece che 21. A questo punto direi che... Sì. Confermano che è corretto il tema dei pedaggi, lasciamo i pedaggi invece di dare il canone di disponibilità. Sì, per ora finché non è completata. Sì, passerei la parola, io vi saluto, avete altro da chiedermi? Sì, poi c'è qui l'assessore, però voglio passare la parola all'ingegner Fattori. Vi dico semplicemente che il sistema è un sistema che per noi è proprio millimetrico, siamo partiti poi lui ve lo dirà, dai reparti ospedalieri dove il direttore ha firmato la scheda con i fabbisogni e da lì abbiamo costruito la fornitura per ULS, fornitura aziendale e i magazzini con le date. Ne cito una perché poi lui dice tutto, così capite perché l'altro giorno mi sono un po' agitato. La FP2 abbiamo un magazzino per 22 mesi. Giusto? Stiamo parlando della Ferrari, delle mascherine, non stiamo parlando della... Ecco, volevo dirvi una roba, perché è bello anche ricordarla, a quelli che
avranno tutto il pomeriggio e tutto domani mattina perché non hanno niente da fare per scrivere sui social. Ma voi guardate gli orari? Cioè, io vedo gli orari e dico, ma sti qua non hanno niente da fare tutto il giorno? De notte è giustificato, ma a ore piene di lavoro vedi gente tranquilla là che gli risponde anche a uno che dice C e loro dico salute. Cioè, allora qual è il tema? Siccome sapete che siamo pieni di persone esperte di tutto, viene sempre fuori, ma a marzo non c'erano i dispositivi, ma a marzo dovevate comprarli. Vi do solo un dato per spiegarlo bene. Ieri sera vedevo, non so, cos'è, CSI, quelle trasmissioni, fa vedere gli ospedali, eccetera. Voi fate caso, quando vedete, sono film americani recenti, non è che ne sei uno con mascherina. Fate caso, in corsia, ma anche da noi, quando mai avete visto i medici e gli operatori con le mascherine? Alle terapie intensive li vedevate. Il chirurgo che esce dalla sala operatoria per parlarti, anzi esce senza già mascherina. La sala operatoria, ma l'uso della mascherina non era assolutamente convenzionale nella quotidianità. Perché vi dico questo? Perché la programmazione parte da un'esigenza della quotidianità. Noi avevamo dei magazzini ma non tali per cui. Allora diciamo, ma non avevate proprio niente allora. L'azienda ospedaliera di Padova, io do sempre questo dato per farvi capire cosa voglia dire programmare. Prima del Covid utilizzava 950 camici al mese. Qua potrei far partire un concorso a premi per vedere chi indovina quanti ne utilizza oggi. Esatto. Da 950 camici al mese, tenetevi duri perché poi non è che dite ha sbagliato, siamo passati a 4.500 al giorno. Avete capito bene? Da 950 al mese a 4.500 al giorno. Voi capite che la programmazione dei magazzini pre-Covid con questi fabbisogni era impossibile. Ma è bene conoscerli i dati prima di parlare. E se avessimo trovato un folle che avesse, non dico fatto un carico per 4.500, ma anche per 1.000 camici al giorno, a fronte di 950 al mese che servivano, ma sarebbe finito in galera. Sarebbe stato perseguito per danno erariale, sarebbero riusciti a dimostrare che avevano da qualche parte un interesse con una parentela di 20° grado con quello che vendeva i camici. No, lasciate, guardate, ma lo dico perché in questo paese anche questo è un limite, cioè mettere fieno in cascina a volte rischia di diventare un problema. Quindi oggi però, alla luce del fabbisogno ormai che si è consolidato, noi abbiamo una situazione che è specchiata, cartografata, e vi daremo anche una tabella, in modo tale che cittadini dicono 22 mesi una FP2, però quante ne hanno? Milioni ne abbiamo, milioni. Magari diamo anche il controvalore più o meno il valore unico del magazzino che fa andare, come si dice in Veneto, in Rioschena. Non è per i ladri ovviamente tutta questa informazione, perché siamo super vigilati, abbiamo sistemi, cioè non provateci, perché vi fate male. In che senso? Calza, nel senso che i fornitori e i donatori di camici ci sono, volendo cercarli. È diventato il giornale del nord, il vostro. Vabbè, grazie, lascio l'ingegner Fattori e poi ci sono gli assessori. Grazie mille. Io ho il telefono. Allora, buongiorno. Allora, quello che vi spiego è l'attività che ha fatto Azienda Zero dal 26 febbraio a supporto delle aziende sanitarie e non solo, a supporto quindi della realtà sanitaria e sociosanitaria a seguito della crisi derivante dal periodo Covid. Di cosa parliamo? Parliamo di forniture di dispositivi di protezione individuali, quindi calzari, camici, cuffie, guanti, mascherine che abbiamo imparato a conoscere, quindi mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3,
occhiali, tute e visiere. A chi è andato questo materiale? Il materiale è stato fornito alle strutture sanitarie, agli operatori, è stato distribuito agli operatori sanitari anche extraospedalieri, è stato distribuito ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, distribuito al personale addetto alle continuità assistenziali, distribuito alle case di riposo e alle strutture sociosanitarie. Come è stato raccolto il fabbisogno? Come ha detto prima il Presidente, al fine di avere una puntuale ricognizione, è stata consegnata ad ogni responsabile di una struttura una tabella, questa è la tabella, in cui ogni responsabile doveva indicare il proprio fabbisogno e sottoscrivere la tabella. Quindi il responsabile dell'unità del reparto quindi doveva indicare il fabbisogno giornaliero che necessitava. Questo fabbisogno veniva caricato, stiamo parlando di fabbisogno per circa 100.000 addetti, veniva caricato in un portale e sistematicamente aggiornato. Veniva aggiornato in relazione al fabbisogno se l'area era Covid o non Covid, se eravamo in un momento più critico o meno critico. Questo per ottimizzare gli acquisti, ottimizzare le distribuzioni e ottimizzare la programmazione. Di che quantitativi parliamo? Allora, i quantitativi finora distribuiti sono calzari 1.984.000. Sì. Poi ci darà una tabella. Sì. Ok. Calzari 1.984.770. Poi vi do eventualmente i numeri precisi. Camici 5.651.038. Cuffie 2.306.650. Guanti 25.799.440. Mascherine chirurgiche 31.623.351. Mascherine FFP2 9.114.957. Mascherine FFP3 416.150. Occhiali 163.091. Tute 244.487. Visiere 659.319. Per dare dei dati sul fabbisogno medio giornaliero, è chiaro che dobbiamo tenere presente che nel periodo estivo c'è stato il calo di fabbisogno perché non eravamo in crisi e quindi prendetelo come valore medio. Mascherine chirurgiche 120.700 mascherine al giorno. Mascherine FFP2 34.790.000 mascherine al giorno. Camici 21.569 camici al giorno. Ma ve li diamo questi? Poi ve li diamo. Allora, questo è il periodo 26 febbraio fino al 14 novembre. Tutti 1 milione, 5 milioni e 6, è quello che avete in magazzino o quello che... No, questo è quello consegnato. Già distribuito. Questo è quello che finora è stato fatto ed è stato consegnato. Quelli sono stati i fabbisogni, il controvalore non ce l'ho in questo momento. E questo quindi i quantitativi per dire dell'attività che è stata fatta per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale. Come ho detto, questi dispositivi venivano giornalmente aggiornati perché ci sono dei protocolli di dispositivi per le aree Covid e per non le aree Covid. Le aree Covid hanno avuto un'espansione a marzo e poi hanno avuto una riduzione in estate. E adesso è chiaro che adesso il fabbisogno continuiamo a raccoglierlo, continuiamo a esaminarlo ed è un continuo processo di immagazzinare e far partire nuove gare. Quindi in magazzino attualmente abbiamo, se parliamo quindi di magazzino, 3.845.855 calzari, 17 mesi di autonomia.
Mascherine FFP2, giacenza 11.615.657, 22 mesi di autonomia. Camici impermeabili 4.634.374, 18 mesi di autonomia. Cuffie 9.301.910, 12 mesi di autonomia. E mascherine chirurgiche 14.819.458, 4 mesi di autonomia. Mascherine FFP3 1.733.233, 26 mesi di autonomia. Occhiali DP 640.099, 12 mesi di autonomia. Tute protettive 1.261.552, 30 mesi di autonomia. Visiere protettive 1.016.202, 14 mesi di autonomia. Mascherine chirurgiche e FFP2 insieme complessivamente 6 mesi di autonomia. Ecco, questi sono alcuni dati. Guanti abbiamo 6.753.900, 2 mesi di autonomia. Questo perché siamo a supporto di altri contratti che le aziende hanno già. Però Azienda Zero procede in continuo con la programmazione e quindi sono già tutte gare già avviate per ripristinare i consumi che si prevedono a breve. Azienda Zero ha appena pubblicato, poi mandato a tutti i direttori, una nuova e più complessa procedura di rilevazione di fabbisogni, andando a inserire ulteriori articoli per calibrare ancora meglio il fabbisogno e rispondere al meglio alle necessità delle aziende sanitarie e delle strutture sociosanitarie del territorio. Mi pare, ringraziamo l'ingegnere perché è stato più che esaustivo. Emiliano. Solo un distinguo velocissimo, sono aziende del territorio, da dove arrivano sono tutti questi prodotti, lo sa indicativamente? No, sono gare aperte europee, quindi il mercato è ampio. Sì. Grazie. Altre domande sul Stambon? Gli assessori dopo. Parliamo dell'ingegnere. La tabella, vabbè, quella ve la fornisco io, no problem. Passiamo all'assessore Lanfarin. Dopo vediamo. L'assessore Bottacin in coda o lo volete prima? Una domanda. L'assessore magazzino, cioè il magazzino fuori Padova dove vengono tenute? Sì. È quel grandissimo magazzino che... Sì, adesso non so se ne ha solo un immobile o ha più immobili, però il magazzino principale, e dopo non so se è costituito da un immobile o nuovo, ma noi quando parliamo di un magazzino intendiamo un'unica società che in questo momento gestisce il nostro magazzino. E da là partono poi per le varie necessità che ci sono negli ospedali eccetera. Sì, esatto. Arrivano alle aziende e le aziende distribuiscono il territorio a caduta. Scusi dottor Fattorini, approfitto. Quindi l'unica disponibilità molto limitata, però lei dice che non ci sono problemi perché fate le gare, sono le mascherine chirurgiche? Allora, le mascherine chirurgiche ci sono 4 mesi di autonomia, ma è un prodotto che c'è molto sul mercato, quindi le mascherine chirurgiche adesso le troviamo dappertutto. E faccio presente che abbiamo 22 mesi di mascherine FFP2. Quindi se tocca andremo in Ferrari. Lasciamo la parola all'assessore Lanfarin. Che domande c'erano? Vanzan e Marchiori e anche Zambon. Assessore, volevo solo tornare sui vaccini, quelli normali anti-influenzali. Ne avevamo parlato pochi giorni fa, aveva detto siamo in attesa dell'ultimo lotto. I medici di base sostengono in alcune ULS, non tutte peraltro, che vorrebbero sapere, se si può, quando arriveranno perché devono programmare le sedute, nel senso che non è che arrivano i vaccini e fanno vaccini a tutti quanti, proprio per la situazione di distanziamento sociale, programmazione degli interventi eccetera, per cui la domanda è: c'è un'idea su quando arriverà l'ultimo lotto mancano il 25-30% circa? Mancano circa 150-170.000 dosi rispetto alla gara che abbiamo fatto a agosto. Dopodiché
siamo in acquisizione di 3.000 dosi, adesso non so se sono di più, questo era il numero che io ricordavo, di un vaccino che si è reso disponibile soprattutto legato alle persone con allergie, ma comunque quindi che può essere utilizzato, e poi siamo anche in trattativa con il governo che ci ha fornito la possibilità di avere un vaccino per i minori 6 mesi, 18 anni, e quindi questi sono oltre la gara che voi conoscete, i numeri che voi conoscete. Le 150-170.000 dosi dell'ultimo lotto legato alla gara di agosto dovrebbero arrivare a inizio dicembre. Stamattina nell'incontro con i DG abbiamo fatto il punto della situazione e faremo anche una ricognizione adesso USL per USL per capire quelli che hanno già consumato tutto, quelli che hanno, perché alcune USL potrebbero anche non aver consumato ma un po' dilazionato. Quindi stiamo facendo, e oggi abbiamo detto, appunto dato l'input alla prevenzione, di fare una ricognizione complessiva USL per USL. Marchioli e Zambò. Sì, Assessore, buongiorno. Ci arriva una segnalazione da parte di un'infermiera professionale che opera in una terapia intensiva del Veneto, dice a Trecenta. Allora, lei sostiene, questa è la domanda che lei ci rivolge, chiede perché da qualche tempo nel reparto arrivino solo mascherine FFP3 con gli elastici retroauricolari, quando in realtà da protocollo, dice, dovrebbero essere retronucali necessarie poi per la svestizione, cioè per semplificarla. Chiaramente non so rispondere, cioè nel senso facciamo una verifica, fateci una segnalazione, facciamo una verifica, ma credo potrebbe che magari perché sono terminati gli altri presidi? No, la minima idea, e non credo che neanche l'ingegner Fattori sappia rispondere insomma su questa specifica delle mascherine, quindi non lo so. Va bene, poi ne ho un'altra che ci arriva da una cooperativa privata che fa assistenza domiciliare agli anziani, li lavano, gli preparano il pranzo, insomma li assistono, e chiedono perché non possono effettuare un tampone anche loro per sicurezza o essere inclusi in un programma di... Però bisogna capire di cosa stiamo parlando, se stiamo parlando, non so, dell'assistenza domiciliare che fanno i comuni, non sicuramente dell'ADI, quella che viene fatta tramite le aziende sanitarie, perché noi comunque a quelli abbiamo garantito, sono all'interno dello screening del tampone ogni 20 giorni oggi. Si tratta della cooperativa Med Allevia di Treviso. Al limite proviamo a fare una verifica di che tipologia e soprattutto se rientra nelle fattispecie di quelle convenzionate con le USL oppure quelle insomma a libero mercato e quindi completamente private. Va bene, grazie. Io direi di chiudere qui, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima occasione. Bene, è terminata proprio adesso la conferenza stampa del governatore Zaia e dell'assessore Lanzarin. E dunque il governatore ha dato i numeri di oggi del bollettino. In isolamento ci sono 33.807 persone, ricoverati 2.192 più 101 rispetto alle ultime 24 ore ricoverati non in terapia intensiva. Invece in terapia intensiva sono 291 più 11 persone rispetto alle ultime 24 ore. In totale, praticamente tra quelli ricoverati in terapia intensiva e quelli che si trovano invece in ospedale, in totale sono 2.500 persone in ospedale, 3.019 sono i morti nel Veneto. Per quanto riguarda invece le persone dimesse nella nostra regione sono 5.934. Poi il governatore Zaia ha anche dato la notizia dell'apertura domani alle 12 della Pedemontana, il tratto Breganze, fin da Breganze a Bassano, quindi dice da domani 35 km su 94 saranno aperti, un tratto, ha detto, strategico importante. Dunque le infrastrutture poi dovrebbero essere completate a febbraio 2022, dunque importante appuntamento per domani con l'apertura di questo tratto della Pedemontana. Poi ha parlato anche dei 3 assessori che sono risultati, assessori regionali che sono risultati positivi al Covid, la De Berti, Calzavara e Canere. Dice la
presenza dei 3 assessori regionali positivi al coronavirus non pregiudica l'attività della Giunta veneta e abbiamo già fatto il decreto, ha concluso Zaia, per lavorare da remoto e tutti gli assessori lo hanno fatto, dice noi facciamo il tampone ogni 5 giorni. Queste dunque le notizie oggi del governatore Zaia, poi ovviamente nel corso dei nostri telegiornali i servizi relativi proprio a questa conferenza stampa. Cambiando argomento, questi giorni sono giornate fredde, è arrivato in tutto l'inverno e quindi vediamo come sarà il tempo proprio nei prossimi giorni. Il dono del sangue è un atto d'amore. Ti aspettiamo. Bentrovati al meteo. Tra giovedì e venerdì è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione, ma intanto nella giornata di mercoledì 18 novembre sarà ancora l'alta pressione a prevalere. Nel dettaglio sul Veneto, la caratteristica meteorologica saliente di questa fase anticiclonica sarà la presenza di nebbie, al mattino locali foschie su Veronese, Rodigino e zone limitrofe, poi in graduale dissolvimento. Di giorno vedete tanto sole ovunque, di sera ancora locali riduzioni della visibilità sulle coste e sulle aree pedemontane. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, valori diurni sopra la media stagionale, compresi tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, anche qui ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo sarà al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove vedete non cambia lo scenario. Dalla grafica possiamo vedere che anche qui splenderà il sole, non sono attese piogge. Temperature minime di poco sopra lo zero, massime invece sui 14 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Se puoi, dona, se non puoi, spargi la voce. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo in studio e parleremo della finanziaria 2021, parleremo di pensioni e di lavoro. Siamo tornati nuovamente in studio e lo abbiamo anticipato, parliamo ora della finanziaria 2021, lo facciamo insieme all'ospite che ho in studio, Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. E in Skype, in collegamento Skype, abbiamo Monica Giomo, amministratore delegato di Treviso Servizi SRL. Buongiorno. Buongiorno a voi. E Giuliana Maffei, responsabile fiscale provinciale di Treviso Servizi. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, partiamo subito con la finanziaria 2021. Quali sono le novità? Beh, novità ce ne sono diverse. Io mi limito a analizzare le questioni legate al lavoro. Così va bene. Le questioni legate al lavoro perché, come dire, sono quelle che ci interessano di più. Ovviamente la finanziaria disegna la spesa per l'anno prossimo e l'anno prossimo, sperando che si riesca anche a uscire da questa situazione di difficoltà legata alla pandemia, prevede comunque delle novità importanti legate al mondo del lavoro, che sono sostanzialmente, ad esempio, la decontribuzione per i nuovi assunti fino ai 35 anni, per 3 anni, è una misura che, se vogliamo, ritorna rispetto a quanto era successo con il Job Act all'inizio, la parte buona del Job Act, dove sostanzialmente i nuovi assunti venivano, come dire, decontribuiti, costavano meno rispetto ai vecchi assunti per tutta quanta la parte della contribuzione sia contributiva che fiscale. Vengono ripristinati, o meglio,
viene ripristinato l'assegno unico alla famiglia, che dovrebbe contenere tutte quante quelle forme di sostegno al reddito, alla famiglia, che passano attraverso gli assegni familiari piuttosto che le detrazioni, piuttosto che altre modalità. Ecco, questa è una cosa importante perché è una delle richieste che fanno più i nostri telespettatori. Certamente, e come dire, e qua ci avvaliamo ovviamente degli esperti del CAF, della CGIL, che entreranno nel merito di questa questione. C'è appunto questa modalità dell'assegno unico. Diciamo anche che la novità è che i figli a carico passano dai 18 anni fino ai 21 anni, per cui anche questo è un aspetto, come dire, importante per quanto riguarda il sostegno alle famiglie. C'è l'altro aspetto, che è quello legato alla riforma fiscale. Anche qua ci sono delle novità, noi le abbiamo considerate non ancora sufficienti, perché la riforma fiscale seria è una riforma fiscale che rivede un po' tutto quanto l'impianto, soprattutto rispetto alla decontribuzione, ma soprattutto rispetto alla rimodulazione della tassazione in maniera progressiva. E ultima questione, ci sono delle novità, o meglio ci sono delle conferme rispetto alla questione delle pensioni, perché viene mantenuta l'opzione donna, viene mantenuta l'APE social, anche se anche qua dovremmo fare delle, come dire, dei passi in avanti ancora più precisi, perché ci sono situazioni legate al lavoro che devono essere come dire, sistemate. Penso ai lavori gravosi, ai lavori pesanti, eccetera. Per cui ci sono novità, ci sono riconferme e ci sono situazioni, come dire, da migliorare senza dubbio. Ecco, infatti poi io vorrei parlare proprio di questo con lei, intanto dicendo ai telespettatori che se vogliono chiamare, lo vedete il numero in sovraimpressione, per fare domande ai nostri ospiti. Lei parlava di riforma fiscale, c'è da fare di più, diceva. Sì, l'85% del gettito dell'IRPEF viene esclusivamente da lavoratori dipendenti e da pensionati. È ovvio che questo perché nel tempo, negli anni, alcune modifiche alla tassazione hanno sempre di più ridimensionato la parte che è soggetta alla progressività, quello che è previsto tra l'altro anche in Costituzione, e è passata sotto l'aspetto della detrazione, per cui la detrazione è unica, per cui anche un ricco può detrarre ad esempio delle cifre, delle imposte importanti nella stessa misura di un, fra virgolette, di un povero, di un meno abbiente. Qua noi pensiamo che invece se c'è un reddito tutto deve essere in qualche maniera osservato, e ovviamente se tutto fa reddito anche qua ci deve essere una progressività nella tassazione, se no succede come sta succedendo adesso, che i più poveri pagano le tasse anche per chi non le paga, tranne quelli che si fanno già lo sconto perché fanno gli evasori. Ecco. E anche qua noi vorremmo che si intervenisse in maniera più importante e più pesante. Ecco, poi parleremo anche di che cosa ci si aspetta, cosa si aspettano i cittadini in realtà da questa manovra. Io vorrei chiedere alla Monica Giomo quali sono i punti all'interno della manovra che toccano più l'ambito fiscale. Sì, allora come accennava un pochino Mauro, diciamo che anche questa manovra 2021 vede coinvolti chiaramente il CAF e comunque insomma chi si occupa del settore fiscale. Diciamo che andando un po' per titoli e poi magari con Giuliana entriamo un pochino più nel merito, c'è una parte relativa alla sospensione delle cartelle esattoriali, ad esempio, che attenzione non vuol dire che l'Agenzia Entrate fa meno controlli, ma che tarda di fatto a far arrivare a casa alle persone la notifica della cartella di pagamento. Andiamo da una norma che prevede il rinnovo, ad esempio, del bonus Renzi, quindi viene riconfermato in busta paga i famosi 80 euro che abbiamo già da un paio d'anni all'interno delle nostre buste paga. Mauro citava la riforma fiscale
fiscale è un altro punto insomma cruciale, direi. Qui abbiamo una data però avanti nel tempo, perché si parla di un'introduzione al 2022 e con una rimodulazione di quelle che sono le aliquote. Oggi sappiamo che abbiamo 5 scaglioni, si sta pensando di accorpare il quarto e il quinto scaglione, quindi con le aliquote di fatto del 38 e del 41%, farne una unica al 36%, ma qui chiaramente insomma vedremo un pochino quello che sarà lo sviluppo diciamo delle discussioni andando avanti. Poi c'è il tema sicuramente è importante, l'introduzione dell'assegno unico famiglia appunto dal 2021, per la precisione da luglio. Anche qui però per non dare informazioni che non sono oggi, non è possibile confermare quanto noi andiamo a dire, nel senso che sono contenute queste indicazioni nella manovra di bilancio, ma come sappiamo l'iter conclusivo di approvazione lo avremo soltanto per fine anno. Quindi noi oggi sappiamo dell'introduzione di questo assegno, noi veniamo in qualche misura investiti da questa diciamo attività perché uno dei requisiti per poter richiedere o diciamo beneficiare di questo assegno è l'ISEE, questo assegno appunto che verrà corrisposto alle famiglie che ne hanno diritto con figli dai 7 mesi ai 18, ai 21, i 18 che poi si diventano 21 come diceva Mauro, può arrivare a un massimo di 200 euro mensili. Si compone però, da quanto viene scritto, da una parte variabile e da una parte invece fissa. Il valore ISEE per poter poi diciamo accedere a questa somma non è ancora stata stabilita, però si diciamo parla di un ISEE molto elevato, dai 50-60 mila euro. Io ricordo che il valore ISEE, che scaturisce dalla predisposizione di una dichiarazione ISEE dove andiamo ad inserire i redditi, i patrimoni di tutti i componenti il nucleo familiare, se uno ha un reddito magari medio o alto da lavoro dipendente, non deve pensare di non poter accedere a un beneficio perché ha quel reddito, perché l'ISEE lo si ottiene attraverso un calcolo particolare. Quindi l'ISEE, ricordo, è un servizio gratuito e a maggior ragione per l'introduzione di questo nuovo assegno il suggerimento che diamo sempre è presentare l'ISEE, perché i benefici che si possono ottenere sono tanti e magari uno manco li conosce, voglio dire quanti possono essere. Quindi insomma, per darti un po' un quadro di principali, questi ecco. Ecco Monica, ovviamente l'appello è di rivolgersi a voi proprio per chiedere, per avere informazioni circa proprio anche la compilazione dell'ISEE e tutto quanto. Sì, adesso siamo in una fase di chiusura d'anno e poi magari Giuliana, ripeto, entrerà nel merito un po' dei bonus che in questo periodo vengono richiesti dai cittadini, ma l'ISEE ha una validità di fatto che parte da gennaio e vale fino a fine anno, quindi una volta che uno lo fa nel corso dell'anno sa che da quel momento potrà usufruire fino al 31/12 di tutti i benefici che eventualmente sono richiesti attraverso l'ISEE. Ecco, noi chiaramente alla volta di gennaio avvieremo nuovamente l'apertura delle nostre attività con diciamo il rifacimento di tutte quelle DSU che quest'anno sono state fatte e che ancora in questi giorni appunto vengono richieste, perché ad esempio da pochi giorni la Regione Veneto ha pubblicato un bando per tutti i comuni della provincia per un sostegno per chi paga l'affitto, e quindi adesso diciamo le nostre sedi sono principalmente diciamo a disposizione per i cittadini che ci chiamano appunto per questo tipo di bonus, ma poi ricordiamo che insomma è attivo sempre il reddito di cittadinanza, il REM, quindi insomma l'ISEE è veramente uno strumento che ha preso diciamo piede e che continua ad essere insomma richiesto per poter diciamo incrementare e aumentare in questo periodo un po' di difficoltà quello che è magari il budget familiare che c'è a disposizione. Ecco Giuliana Maffei, si è parlato di bonus. Quali sono i bonus che maggiormente vengono richiesti dai cittadini? Non la sentiamo.
Vediamo se la regia riesce a... Eccomi qua, scusate. Ecco qua, perfetto, perfetto. Allora, diciamo che in fase di chiusura d'anno ormai i bonus principali i cittadini li hanno già chiesti. Abbiamo adesso, come accennava Monica, un fondo sociale affitti che è un contributo che viene dato ai cittadini residenti nella regione Veneto, che sono per l'anno 2018-2019 erano in affitto e avevano un ISEE inferiore ai 15.000 euro. Diciamo che in questi giorni è una delle richieste maggiori che stiamo avendo per quel che riguarda l'utenza. Ci chiedono appunto appuntamenti per poter evadere questa domanda. Il bando è stato aperto il 9 di novembre e si chiuderà l'11 di dicembre, quindi il tempo utile per poter evadere tutte queste pratiche è abbastanza limitato. Giuliana, la fermo solo un attimo perché abbiamo una telefonata. Buongiorno. Pronto? Buongiorno signora, da dove chiama? Buongiorno, io chiamo da Malo. La signora? Avrei bisogno di un'informazione, non riguarda la finanziaria 2021, però riguarda il fatto che io sono un'invalida grave 100% e non mi è arrivato l'aumento che è programmato. Io prendo 280 euro al mese adesso e a novembre non mi è arrivato l'aumento. Signora, adesso chiediamo subito non ho idea perché non gli sia arrivato l'aumento. Io la consiglio di andare presso la sede dell'Inca più vicina e dell'Inca CGIL più vicina e di verificare che cosa è successo. Potrebbe essere un errore, come potrebbe essere un conguaglio, per cui è bene fare una verifica approfondita col patronato. Allora quindi mi devo rivolgere al patronato. Sì. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei, grazie signora. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Giuliana, mi scusi, l'avevo fermata, stiamo parlando dei bonus. Sì, no, stavo dicendo appunto che la richiesta dei bonus, in questo momento abbiamo più che altro richiesta per quel che riguarda il Fondo Sociale Affitti, che è limitato alla Regione Veneto, e gli uffici sono, non dico invasi, ma abbiamo tantissime richieste anche per il cosiddetto rinnovo del reddito di cittadinanza. Coloro che avevano fatto domanda a marzo e aprile dello scorso anno, fra ottobre e novembre, se vogliono continuare a percepire il reddito di cittadinanza, devono fare questa nuova domanda e così avranno per altri ulteriori 18 mesi riconosciuto il beneficio. Ricordo che se si usufruisce di pensione di cittadinanza, quindi tutti i componenti del nucleo hanno più di 67 anni, non sono obbligati a fare il rinnovo della domanda, ma gli viene riconosciuto il contributo in automatico e non hanno neanche il mese di sospensione, cosa che invece hanno coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. Altri contributi che vengono richiesti, bonus, diciamo che in questo momento bonus ce ne sono tantissimi, il cosiddetto bonus PC, è stata aperta la possibilità di richiedere questo contributo dal 9 di novembre e consiste in un contributo di 500 euro, 200 per quel che riguarda la connettività internet a banda larga e 300 per l'eventuale acquisto di un PC oppure un tablet. Bisogna avere un ISEE inferiore ai 20.000 euro, bisogna recarsi presso come si dice, gli operatori che si sono accreditati sulla piattaforma dedicata e presentando un'autodichiarazione dove viene riportato il codice, dovrei averla qua in giro, non mi ricordo più, sì, eccola qua, una semplice autocertificazione, vabbè non credo che si riesca a vedere, ma si trova, è reperibile facilmente in internet, domanda di ammissione al contributo piano voucher banda ultra larga, bisogna indicare il codice fiscale, gli estremi del documento di identità, bisogna indicare che sia un ISEE inferiore ai 20.000 euro, si consegna all'operatore e l'operatore ci riconosce questo cosiddetto voucher, lo chiamano, questo sconto, e dopo il rivenditore, l'operatore, a sua volta verrà riconosciuto
quanto ha fatto risparmiare al cittadino, fra qualche mese gli verrà riconosciuto questo contributo che ha dato modo di avere uno sconto a chi ha acquistato la connessione a banda larga piuttosto che il PC. Ci fermiamo un attimo perché, mi scusi un attimo perché c'è un'altra telefonata. Buongiorno. Okay. Buongiorno. Buongiorno, lei chiama da dove? Io chiamo da Pellestrina, provincia di Venezia. Buongiorno, dica pure. Senta, io ho 57 anni di età, ho 31 anni e 3 mesi di lavoro e sono una dipendente pubblica, cioè del comune di Venezia, e volevo sapere quando, con l'invalidità, quando vado in pensione. Visentine. Sì, allora, per il requisito per la pensione sono 58 anni di età e 35 anni di anzianità, che è come dire, l'opzione donna. L'invalidità non dà la possibilità di uscire prima dal luogo di lavoro, ma dà la possibilità di avere eventualmente, se l'invalidità è di un certo punteggio, la possibilità di avere un riconoscimento per appunto l'invalidità, però non mi dà la possibilità di accelerare i tempi per l'uscita per vecchiaia o per anzianità dal luogo di lavoro. Per cui allora, se con questo requisito lei ad oggi non può neanche usufruire dell'opzione donna. E senta una cosa, per l'Ape Social neanche quella? Per l'Ape Social il requisito sono i 63 anni di età. Ho capito, non un po' di anni prima, no? Di età. No. Ho capito. A meno che da lei anticipano, diciamo l'età. No, cioè allora per la pensione di invalidità è una pensione complementare, non viene data come dire al posto della pensione di anzianità, è una pensione che uno percepisce perché ha un'invalidità, la può percepire pur lavorando, se l'invalidità, ecco. Per cui abbiamo questa situazione. Comunque signora, se lei vuole approfondire la sua situazione, l'invito appunto è quello di andare alla sede di Malcanton a Venezia, là c'è l'Inca e chiede di fare un estratto e di verificare la sua pensione. Sì, io so già che ho 31 anni e 3 mesi di contributi, so che ho 57 anni di età e so che ho il 75% di invalidità. Tutto qua. Certo. Bene. Grazie signora, grazie davvero, grazie per aver chiamato. Io vorrei tornare un attimo su una cosa che stava dicendo prima Monica Giomo. Diceva non sempre le persone insomma conoscono proprio del tutto i bonus. Sì, di fatto sì, la platea, come diceva anche Giuliana, la platea di benefici che possono essere diciamo recuperati, portati a casa, sono veramente tanti, anche perché magari la stessa regione, gli enti emanano questi bandi e magari tendono non sempre a farne una diciamo pubblicità così evidente, e quindi magari possono anche sfuggire. Ecco, il nostro compito è anche quello di riuscire attraverso il contatto insomma con l'utenza che si rivolge a noi, chiaramente per richiedere un bonus, di potergli magari dire: guardi, oltre a questo, con il valore ISEE che lei ha dalla sua attestazione, potrebbe percepire anche questo piuttosto che quest'altro. È chiaro che diciamo il nostro intento è anche quello, attraverso il sito, e lo ricordo, www.cgltreviso.it, è quello di appunto informare anche attraverso quelli che sono diciamo i social, i mezzi più tecnologici, dato che la situazione purtroppo del Covid ci ha un pochino allontanati da quello che è il contatto diretto con l'utenza, e quindi il fatto di poter informare avviene, per quanto ci riguarda, insomma tenendo sempre aggiornato la nostra pagina appunto internet della Camera del Lavoro di Treviso, con tutti i servizi
che possono essere offerti dal patronato, dall'Inca, dall'ufficio vertenza, dalle categorie, quindi tutta l'assistenza che possiamo dare. Grazie, c'è un'altra telefonata e poi ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, chiamo da Milano, Venezia. Dica pure. Solo ho sentito parlare una sua ospite per il contributo sull'affitto. Sì. Io ho visto i documenti che mi hanno mandato la domanda tramite email. L'ISEE lo vogliono del 2018, che praticamente una ha problemi economici adesso. Cioè io quello che non capisco, perché ancora si fa l'ISEE dei 2 anni precedenti. Quello volevo qualche chiarimento di questo. Grazie. Chi risponde? Giuliana o Monica? Sì, rispondo io. No, allora l'ISEE ordinario minori, quel che è, quando viene fatto si basa sui redditi e i patrimoni del 2018, quindi l'ISEE è giusto che sia quello del 2018, però ci sono alcune eccezioni in cui si può fare un ISEE corrente. Cosa vuol dire? Io posso fare l'ISEE corrente quando ho avuto delle variazioni di tipo lavorativo, non patrimoniale, a far data dal 1 gennaio 2018. Quindi se la signora che ci ha fatto la domanda ha avuto una variazione lavorativa che non è necessariamente dovuta a un licenziamento o dimissioni, può essere anche una riduzione di orario di lavoro, e può fare questo ISEE corrente che guarda i redditi degli ultimi 2 mesi oppure degli ultimi 12 mesi. Quindi la situazione lavorativa è più aggiornata. Noi abbiamo purtroppo in questo periodo, visto la situazione particolare in cui ci troviamo, diverse persone che hanno perso il lavoro oppure sono state a casa per un periodo e in virtù di questo hanno presentato l'ISEE corrente, quindi il loro ISEE fotografa la situazione reddituale più vera perché è più attuale, e con quell'ISEE corrente si può fare la domanda del Fondo Sociale Affitti e anche tutte le altre domande di contributo, che sia il bonus bebè piuttosto che il buono libri, si può fare con l'ISEE corrente. L'unica cosa è avere l'avvertenza di aver avuto questa variazione a far data dal 1 gennaio 2018. Grazie, ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio, stiamo parlando di finanziaria 2021, ma parliamo anche di bonus e di riforma fiscale. Abbiamo già detto, insomma, quando si parla di riforma fiscale i cittadini scattano sull'attenti, tasse, paura, insomma, in un momento poi delicato come questo, in cui insomma molte sono le persone che hanno perso il lavoro, molte sono in grande difficoltà. Ovviamente quando si parla di riforma fiscale, quando si parla di tasse, preoccupa non poco i cittadini. Sì, noi pensiamo che già quanto c'è in manovra comunque è insufficiente, e per cui abbiamo anche in piedi un'interlocuzione con il governo per capire se ci ascolterà rispetto a una nostra posizione, rispetto alla, a una riforma reale del fisco. Dicevo prima, l'85% del gettito dell'IRPEF deriva da lavoro dipendente e pensionati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che va rimodulata una sorta di ambiti dove c'è o la defiscalizzazione, dove aree dove non si pagano, non viene applicata la tassazione, e soprattutto va rimodulata la questione delle aliquote contributive, perché anche qua è ovvio che non ci può essere una tassa unica per tutti, perché è chiaro che se io ho una tassa unica per tutti, come qualcuno tempo fa aveva in qualche maniera pensato o tentato di far passare la famosa flat tax, vuol dire che se io devo pagare lo stesso importo che abbia un reddito di 15.000 euro o abbia un reddito di 100.000 euro, è chiaro che alla fine, se io pago lo stesso importo, chi ha più reddito ha una maggiore possibilità di avere disponibilità economica. Ecco, magari
in sintesi, diciamo proprio quali sono le cose che voi chiedete al governo. Noi chiediamo al governo di aumentare le aree di detrazione e di rimodificare le aliquote fiscali. Questo sostanzialmente è quello che noi chiediamo. Ovviamente questo serve proprio per rimettere dentro anche alla tassazione tutta quella parte che oggi è fuori dalla tassazione progressiva e è dentro a una tassazione unica come dire, e senza tener conto del reddito complessivo. Ecco, ci sono iniziative in questo momento? Noi siamo in una fase interlocutoria con il governo, la informativa che ci è stata data sulla legge finanziaria non ci ha soddisfatto non soltanto per queste questioni ma anche per altre questioni legate anche alla visione di prospettiva del Paese e pertanto noi vorremmo provare a trovare delle soluzioni come abbiamo trovato fino ad ora, oppure chiaramente ci sarà la mobilitazione per quanto riguarda il sindacato. Il sindacato, tengo a precisare, in maniera unitaria, anche qua CGIL, CISL e UIL stanno conducendo una operazione unitaria. Ma si potrebbe tornare in piazza, senza assembramenti ovviamente, ma in piazza? Sì, o trovare qualche altra formula di, come dire, di protesta per ribadire quali sono le nostre idee anche sul futuro di questo Paese. Tornerei anche a parlare un attimo dei bonus con Giuliana, perché ce ne sono davvero tanti che potrebbero essere insomma utilizzati dai cittadini, come abbiamo già detto, poco conosciuti forse dal più delle persone, quindi non si accede insomma a questi bonus che sarebbero insomma importanti per le famiglie. Quali sono i più importanti? Possiamo magari fare un elenco non lunghissimo, ma quali sono i più importanti e quelli che la gente insomma potrebbe utilizzare maggiormente? Il più richiesto in questo momento è il reddito di cittadinanza, il REM, c'è il bonus bebè, piuttosto che l'assegno nucleo familiari numerosi con 3 figli minori che vengono gestiti dalla regione. Questi tipi di bonus che sto elencando li gestiamo, a parte il REM che lo fa il patronato, li gestiamo noi tramite convenzioni con i comuni e con l'INPS. C'è l'assegno di maternità del comune, e anche questo lo gestiamo noi in convenzione con i comuni. Poi ci sono tutta un'altra serie di bonus carini e interessanti. Carini, sembra brutta la parola, però ad esempio ce n'è uno che parte il 1° dicembre, di cui si è parlato, però forse le persone non hanno dato più di tanto peso alla cosa. Però è talmente semplice usufruire di questo bonus, io stessa ieri sera ho scaricato l'app, non serve neanche l'ISEE, è il cosiddetto bonus cashback. Cosa vuol dire? Che se io faccio dei pagamenti utilizzando il bancomat piuttosto che la carta di credito, posso avere indietro il 10% di quello che ho speso su un importo massimo di 150 euro per transazione. Essendo che adesso parte a dicembre, il primo rimborso sarà riconosciuto nella mensilità di febbraio, e mentre quando passerà a regime nel 2021 sarà un rimborso semestrale e sarà necessario effettuare almeno 50 transazioni, visto che parte adesso nel mese di dicembre, diciamo che è un po' un regalo di Natale, ok? E nel mese di dicembre sono sufficienti solo 10 transazioni. Se io ad esempio faccio 10 transazioni, l'importo massimo detto su cui applicare la riduzione del 10% è massimo 150 euro. Non è che se io compro una cucina e spendo 10.000 euro mi viene riconosciuto su questo il 10%. Su ogni transazione fino a un massimo di 150 euro mi applicano questo 10%. Quindi se io a dicembre faccio 10 transazioni da 200 euro, io avrò i miei 150 euro nella mensilità di febbraio. Ecco, visto che tutti utilizziamo il bancomat, penso che sia facile avere questa agevolazione. Ecco, poi le chiederò come si fa per poter accedere a questo bonus. Prima c'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno signore. Buongiorno a lei, da dove chiama? Chiamo da Conegliano. Da Conegliano. Posso parlare?
posso parlare? Certo, assolutamente. Io ho 80 anni e prendo la pensione sociale, però sono invalida al 100% e non prendo niente. Però è morto mio marito 4-5 mesi fa, sono andata da un CAF per fare reversibilità e mi hanno detto che se io prendo la reversibilità del marito devo restituire un anno di pensione. Mi sono presa uno spavento. Vorrei sapere se è vera questa cosa. Visentine. Ma là probabilmente va fatto un conteggio rispetto a come dire, le regole legate alla fiscalità. Non sono nelle condizioni adesso di dire sì è vero o no non è vero. C'è senz'altro un meccanismo che lega la pensione di, come dire, la vecchia minima per capirci, alla reversibilità del marito, perché se il marito aveva una pensione più alta, molto probabilmente queste due concorrono a fare un reddito e pertanto ci potrebbe essere un... Magari chiediamo, Visentini se è d'accordo, di lasciare il numero alla regia, alla signora, magari... Sì, l'ho lasciato. Ecco, perfetto, signora. E sono anche che non posso camminare, certo. Mi devo far portare. La facciamo richiamare. Io ho 650 euro, devo pagare anche medicine perché certe medicine non me lo pagano. Certo. Io vorrei prendere la reversibilità. Certo. Perché con 600 euro, ma però se devo restituire un anno di pensione, dove vado per i soldi a restituirli? Sì, signora, allora guardi, appena terminata la trasmissione la facciamo richiamare sicuramente da persone insomma, che possono darle una risposta e valutare bene la sua posizione. Va bene? No, vi ringrazio tanto. Grazie a lei, grazie. Grazie signora. Buongiorno. Dunque, tornando invece a parlare di questo bonus cashback, giusto? Come si fa per poter utilizzare questo bonus? Che mi pare interessante. Sì, molto, molto. Allora, io ho scaricato l'app ieri sera per curiosità e poi anche perché io uso solo il bancomat, se ho 100 lire in tasca è tanto, 1 euro in tasca. E bisogna scaricare l'app Io. L'app Io, è meglio scrivere servizi pubblici perché sennò viene fuori il disastro se si mette app Io. Si scarica questa app, io l'ho fatta con lo SPID perché ho lo SPID, oppure si può avere anche la carta d'identità elettronica. Ho visto che ci sono altre modalità, ma bisogna fare l'identificazione personale perché è un'app pubblica. Se si ha lo SPID o la carta d'identità elettronica si sta un attimo. E poi bisogna inserire all'interno di questa app, io non l'ho ancora fatto e provvederò quanto prima a farlo, l'IBAN. Perché l'IBAN? Perché nel momento in cui io faccio la transazione con mezzi tracciabili, appunto, scusate la ripetizione, quindi che sia bancomat o carta di credito, riconoscono la mia identità e dopo se io indico nell'app il mio IBAN, quando c'è la scadenza semestrale o piuttosto adesso per la mensilità di dicembre a febbraio, mi viene restituito il 10% di quello che io ho speso e ho pagato con mezzo tracciabile. Sì, è semplice, basta solo scaricare l'app, mettere l'IBAN e ci tornano indietro questi soldini senza fare nessuna fatica, neanche far l'ISEE. Ecco, Monica Giomo, insomma abbiamo parlato di questi bonus conosciuti o meno, anzi forse poco conosciuti purtroppo. Una persona può venire da voi e chiedere insomma di che bonus può utilizzare magari con l'ISEE disponibile? Certo che sì, assolutamente, ci può contattare o ancora accedendo alle nostre sedi, confidiamo insomma che il periodo ce lo consenta con tutte chiaramente le attenzioni che abbiamo nel momento in cui un utente accede alle nostre sedi, ma ci può anche chiamare al 4091 tranquillamente. I nostri operatori individuano la richiesta e l'esigenza della persona e chiaramente nel momento in cui poi abbiamo il valore ISEE che ne esce appunto dalla stessa compilazione della dichiarazione, abbiamo modo di appunto dare un po' le indicazioni alla persona di quello che eventualmente può usufruire in aggiunta alla richiesta che è venuto a fare esplicitamente.
Questi bonus sono poco pubblicizzati, come mai la gente non li conosce? Ma diciamo che i più classici, quelli che ha citato bene o male Giuliana, sono in vigore da parecchio tempo, e quindi diciamo che anche i comuni stanno facendo e hanno fatto comunque una pubblicità verso la cittadinanza. Ad esempio il bonus che citava prima Giuliana, il fondo sostegno affitti, proprio perché in qualche misura deve intervenire anche il comune, perché comunque compartecipa alla spesa, al finanziamento di questo eventuale bonus da distribuire ai cittadini. Loro attraverso la pubblicazione del bando fanno una pubblicità, diciamo, verso appunto la cittadinanza, perché siano a conoscenza. Il problema che può magari emergere è che a volte dall'uscita del bando c'è un tempo molto ristretto in cui presentare la domanda, e quindi i cittadini che magari non arrivano entro la scadenza perdono l'opportunità, non possono usufruirlo. Il bando affitti ad esempio chiude l'11 dicembre, però è stato aperto per i comuni grandi il 9 di novembre e per i piccolini dal 12 in avanti di novembre, quindi capisci che magari fino all'11 di dicembre insomma il tempo non è poi così tanto per poter far fronte a tutte le richieste che ci vengono fatte. C'è un'altra telefonata, buongiorno. 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 Buongiorno, volevo chiedere riguardo al bonus PC. Sì? Sì, volevo chiedere come si calcola l'ISEE. No, mi scusi, può formulare di nuovo la domanda sul bonus PC? Volevo chiedere riguardo al bonus PC. Sì. Sì, come si calcola l'ISEE? Come si calcola l'ISEE? Esatto. Sì, le facciamo subito rispondere. Giuliana. No, intanto, come diceva prima Monica, l'ISEE è una prestazione gratuita che può fare presso tutti i CAF, ok? Lei prende appuntamento e deve portare i documenti previsti per quel che riguarda il calcolo. Ad esempio, se va sulla nostra pagina CGIL Treviso, nella sezione dedicata al CAF, può scaricarsi la lista documenti. Come dicevo appunto prima, l'ISEE si basa sui redditi e patrimoni del 2018 di tutto il nucleo familiare. Noi una serie di dati vanno autocertificati da chi presenta l'ISEE e una parte di dati vengono prelevati direttamente dagli archivi dell'INPS piuttosto che dall'Agenzia delle Entrate. Dopo circa 4 giorni, una settimana da quando noi abbiamo inviato la domanda all'INPS, l'INPS ci restituisce l'attestazione, perché quello che facciamo noi non è il vero ISEE, noi lo chiamiamo ISEE ma facciamo la dichiarazione sostitutiva unica. L'ISEE, l'attestazione ISEE, è quella che ci restituisce l'INPS con il calcolo. Quel calcolo che è riportato nell'attestazione ISEE su in cima è il riferimento che noi dobbiamo tenere in considerazione per capire se abbiamo diritto a un contributo piuttosto che no. Ad esempio per il bonus PC e internet l'ISEE deve essere inferiore ai 20.000 euro e quindi si può usufruire dei 500 euro comprensivi di 200 euro per l'acquisto di contratti con operatori a banda larga piuttosto che l'utilizzo, l'acquisto di un PC o di un tablet. Comunque, le ripeto, è una prestazione gratuita. Se lei necessita per il bonus PC piuttosto che per qualsiasi altra prestazione, agevolazione bonus, è sufficiente che chiami il numero telefonico 0422 40 91 tasto 2, chiede un appuntamento, fissa un appuntamento, viene nei nostri uffici, le facciamo l'ISEE e dopo lei in autonomia potrà, per questo tipo di agevolazione, nello specifico il bonus PC, procedere con l'acquisto. Si reca presso un rivenditore, un operatore che sia accreditato nel portale per questo tipo di agevolazione, perché non tutti gli operatori telefonici o gli operatori che vendono PC piuttosto che tablet si sono accreditati. Deve verificare che sia presente nella lista, si reca presso l'operatore con l'autocertificazione di cui dicevo prima e là le verrà riconosciuta l'agevolazione, se il suo ISEE rientra nei 20.000 euro ovviamente. Siamo arrivati quasi al termine. Un'ultima domanda, Visentini. Quando si saprà qualcosa in più rispetto alla riforma fiscale?
Io penso che intanto va licenziata questa finanziaria e alcune modifiche devono necessariamente entrare in questa finanziaria, per cui per fine anno. E noi abbiamo dei tavoli aperti con il governo proprio sulla materia della riforma del fisco, sulla materia delle pensioni, sulla materia dell'innovazione, e mi auguro insomma che a breve, entro il 2021, si possa arrivare a una nuova riforma del fisco che sia più equa e più giusta e che premi questa volta chi le tasse le paga fino in fondo. Grazie, ringrazio Mauro Visentin in studio con me, ringrazio anche le mie ospiti in via Skype, Monica Giome e Giuliana Maffei. Grazie davvero. Noi siamo arrivati al termine, grazie, vi do appuntamento a domani, una nuova diretta, grazie davvero per averci seguito e arrivederci.